La notte è fatta per amare, ma per chi è solo come me. La notte è fatta per soffrire e ricordare chi non c'è. La notte è fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un silenzio che fa male, adesso che non ci sei più. Un giorno fui felice, adesso piango per te. La notte è fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un silenzio che fa male, adesso che non ci sei più. La più bella cosa al mondo, credevo fossi amare solo te. Un giorno fui felice, adesso piango. La notte è fatta per amare, Nel Sedaka. Io vorrei chiedere al sindaco Daniele Dallanese, che è qui con noi, sindaco di Genson di Piave, se la notte è fatta per amare o per dire mamma mia domani mattina cosa faccio domani mattina quando che versarò chi a porta, chi troverò risposte. Allora saluto Daniele Dallanese, sindaco di Genson di Piave, e saluto anche Massimiliano Sarcinelli, titolare di un'agenzia che si occupa di colf e badanti. Grazie anche a lei Sarcinelli di essere qui. Anche lei penso non è da poco pensare stamattina chi metterò, avrò le persone per riuscire a capire le esigenze di tanti diversamente giovani, non sono, anche con problemi fisici, che chiedono di essere aiutati. Allora iniziamo proprio da Daniele Dallanese. Allora cosa mi dice sindaco, come va a Genson? Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, sempre piacevole essere qua con lei. A Genson teniamo botta, come si dice, no? Cerchiamo di tirare avanti nel migliore dei modi. I problemi sono tanti, ne parlavamo anche poco fa. Purtroppo i problemi sono tanti e i fondi sono pochi, ecco, per dirla in breve. Però insomma cerchiamo di essere sempre presenti per i cittadini, insomma. Allora io ho chiamato il sindaco perché, come voi sapete, chi segue questa trasmissione, che aveva chiamato un cittadino di Genson di Piave, una persona con difficoltà anche soprattutto psicologiche, molto depresse. Voi sapete che io chiamo immediatamente i sindaci e i servizi sociali e devo dire la verità che le risposte sono immediate, ma giustamente loro non è che possono conoscere tutti i problemi, anche perché sono persone che si chiudono in se stesse, fanno vedere una medaglia quando sono magari per la strada o gli incontri, mentre certo, la realtà è un'altra. Tanto la ringrazio il sindaco per il supporto che ha dato subito a questa persona, ma soprattutto ecco il problema che abbiamo è questo ascolto. Una volta c'erano i medici di famiglia, c'erano i preti, adesso l'unico riferimento che ha è il farmacista,
perché magari il medico di famiglia, anche se ce l'hanno, ma è nuovo, siamo chiusi, difficilmente ci apriamo prima di conoscere le persone, perciò tutto il vissuto questo nuovo medico non lo sa, e queste persone si chiudono sempre in se stesse e questo diventa molto pericoloso perché aggiunge la depressione. Prego, Sindaco. Sì, è vero, lo stiamo notando soprattutto anche nei comuni piccoli come il mio, Zensone di Piave, dove la comunità, il senso di comunità sta un po' sparendo, no? E quel senso di comunità era quello che poi aiutava anche queste persone che hanno disagi, hanno problemi. E tutto diventa molto più freddo adesso e purtroppo questi malesseri rimangono latenti e certe volte poi si trasformano anche in atti un po' difficili, no? Quindi, come diceva lei, è giusto prenderli subito e aiutarli. Il caso che lei mi ha segnalato in via privata, noi l'abbiamo subito contattato. Come diceva lei, è una persona che io conosco, tra l'altro, e che francamente non mi sembrava che avesse nessun problema, però poi, approfondendo, abbiamo capito che c'era qualche disagio. Adesso l'abbiamo contattato e lo stiamo amichevolmente seguendo e la cosa si sta, spero, anche risolvendo. Quindi grazie per questa segnalazione. Allora abbiamo Maurizio Dare. Ciao Maurizio, guarda che ti avrei chiamato oggi. Ciao. Ok. Ciao Mirella, intanto buongiorno a te e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, io ti contatto per il problema che ho, comunque avrei bisogno di parlarti naturalmente un po' più privatamente, chissà che ti riesca anche a sentire. Ecco, allora il discorso è, Mirella, quello del medico di base che purtroppo qui è un problema grosso. Adesso domani dovrei, appena finisco le ore di lavoro, dovrei recarmi allo sportello nell'ospedale di Conselve per vedere se riusciamo a risolvere questo problema. Il punto è un altro però, Mirella, che qua non riesco, perché qua adesso ultimamente soffro anche un po' d'ansia, perché con tutte queste robe, con tutte queste problematiche ci si ammala. Ecco. Allora, io non vorrei che il problema sia che, come ripeto, il comune, quello vecchio che naturalmente è quello di Arre, io attualmente risiedo provvisoriamente, Mirella, ti dico questo velocemente, provvisoriamente sono in un alloggio a Conselve, ok? Ecco, intanto perché è in stand-by, giustamente, fino a che non ho una residenza fissa e un domicilio fisso. Mi trovo ancora con la carta d'identità che mi ha fatto il comune nel 2022 sotto le elezioni naturalmente, ecco, lasciandomi la stessa residenza e lo stesso domicilio dove io non risiedo più ad Arre, ok? Sia chiaro questo discorso. Allora non vorrei che questa cosa mi causasse dei problemi. Io non credo che sia così, perché adesso per me sarà difficile trovare una soluzione per avere una residenza nuova e un domicilio nuovo. Questo è il mio problema che questo qua mi crea, insomma, in questo momento, perché un lavoro ce l'ho e tutto quanto, c'è questo problema da risolvere. Io spero che qualcuno riesca anche a risolvere. Io ho chiesto anche di parlare con Filippo Lazzarini, che tu lo conosci, sì, il sindaco di Ardere Grande. Sì. Spero che mi chiama anche lui a breve per sentire, insomma, che cosa si può fare. È un problema burocratico più che altro, problema tecnico, e sì, perciò vedrai che si risolverà. Comunque ci sentiamo, Maurizio, in giornata ti chiamo, sai, così mi spieghi bene, poi vediamo se riusciamo a darti una mano. Grazie Maurizio. Allora saluto anche Massimiliano Sarcinelli. Allora Sarcinelli, il problema grande è l'ascolto di queste persone che hanno bisogno assolutamente di aiuto, anche perché più si invecchia più problemi ci sono anche fisici. Certo. Ad esempio chiamano anziani che abitano su appartamenti che non hanno l'ascensore. Noi siamo tante associazioni di volontariato, ma se non conosciamo nome e cognome, certo, e la persona da aiutare non arriveremo mai da nessuna parte, specialmente quelle associazioni che stanno pensando più al loro campanile che a quello veramente di aiutare la persona. Cosa ci dice Sarcinelli e com'è la situazione, lei che si occupa di colf e badanti? Prego. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie. Sì, devo comunque confermare che la situazione, diciamo, le richieste, ecco, sono sempre più
numerose, soprattutto sul nostro territorio, direi su tutto il territorio del nord Italia. E le richieste sono sempre più numerose e diciamo che dal punto di vista dei servizi sanitari pubblici purtroppo non sempre c'è la possibilità di andare a diciamo, fornire tutta quell'assistenza che sarebbe necessaria, e quindi in questo caso ecco, arriviamo noi come Agenzia per il Lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro, e cerchiamo di aiutare insomma, nel proprio contesto domiciliare e familiare tutte quelle famiglie che comunque abbiano la necessità di avere assistenza. E è un problema sempre più diffuso. Fortunatamente, come ho detto in altre occasioni, l'Italia è il secondo paese più longevo del mondo e quindi i nostri anziani stanno bene e, diciamo, necessariamente ecco, hanno diciamo, delle particolari necessità insomma, relative all'assistenza, che può essere anche la colf per le semplici attività di gestione domestica, piuttosto che assistenza vera e propria alla persona. Cosa costa una colf, una badante, Sarcinelli, a grosse linee, perché dopo ogni caso è un caso a sé, ma grosso modo cosa costa un aiuto, ecco, per avere in casa questa persona che dà una mano? Ma diciamo che se parliamo di un H24, che è il servizio più richiesto dalle persone diciamo anziane, ecco, H24 si intende una persona convivente che soggiorni presso il domicilio dell'assistito o dell'assistita. Ovviamente non lavora 24 ore su 24, ma lavora circa 10 ore al giorno, circa quindi 54 ore settimanali. E il costo totale mensile del lavoratore o della lavoratrice in questo caso si aggira intorno ai 1.670 euro mensili, comprensivi di ferie, tredicesima, TFR e contributi. Quello che prevede la legge come contratto praticamente. Assolutamente, parliamo di un livello C super, ovvero un assistente di persone non autosufficienti, privo però di diploma inerente. Guarda Sarcinelli, la ringrazio per essere stato così chiaro, perché non sempre quando faccio questa domanda arriva la risposta, si girano attorno e dico scusi ma non passi il cerino, le ho fatto una domanda, mi può dire la risposta, perciò la ringrazio per aver chiarito cosa costa su una giornata intera, diciamo, naturalmente gli orari che poi lavora, un aiuto. Abbiamo Antonio da Padova, poi ritorniamo. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche a tutti gli ospiti. Buongiorno. E dunque guardavo i telegiornali anche stamattina, tanti problemi, la Meloni che con l'Africa per gli accordi non so cos'è che ha fatto, cioè praticamente tante parole, poi alla fine si sente il discorso del movimento dei trattori. Che cos'è che vogliono questi trattori? È come che fosse per i nostri cari politici una palla al piede questi trattori. Ma io invece vorrei sapere che cos'è che vogliono i nostri amici agricoltori, perché se c'è questa manifestazione penso che sia anche una cosa importante. Per quale motivo che i media raccontano il movimento dei trattori come se fosse una cosa tipo una carnevalata? Ma Mirella, ma i nostri telegiornali ci informano sulle cose importanti della vita, o si parla solo della Meloni, di Grossetto che si porta a casa 880.000 euro all'anno, una roba come 20 volte quello che porto a casa io. Cioè, a me questo è che mi fa rabbia. Fa vedere queste persone qua come dei fenomeni, e i problemi dei motori trattori, che cos'è che vogliono? Nessuno lo sa, neanch'io so cos'è questo movimento. Vorrei una spiegazione, perché, per favore, perché guarda, io non ne capisco più niente. Buongiorno e grazie. Eppure guarda che sono stati chiari su quello che vogliono, anzi direi chiarissimi, è una filiera lunghissima, esatto, che non gli permette di avere la dignità e il rispetto del lavoro che fanno e soprattutto i soldi che prendono, perché il primo non prende quasi niente e l'ultimo prende una montagna di soldi, e loro chiedono com'è sta storia, adesso aumento del gasolio, di tutto. Allora Sindaco, come risponde? Poi torniamo da Sarcinelli. Ma io credo che
che loro sostanzialmente dal loro punto di vista abbiano ragione, è giusto manifestare. È chiaro che, come diceva, proprio perché dal loro punto di vista i loro prodotti vengono pagati sostanzialmente quasi niente e quindi hanno un margine veramente risicato. Poi con i costi sempre più alti della vita, gasolio e altre cose, il margine è ancora più basso. No, credo che loro facciano bene a manifestare e credo anche che sia giusto far vedere in TV e nei social e nei canali informativi le loro manifestazioni. Chiaro che sicuramente, paragonando a quello che è successo ad esempio in Germania, i nostri media li hanno un po' sottovalutati, su questo non c'è dubbio. Sindaco Dalanese, mi scusi, le quote latte non hanno insegnato niente. Allora, nelle quote latte abbiamo trovato i furbetti perché nessuno controllava. Quelli seri, onesti che lavoravano si sono visti completamente abbandonati, hanno cambiato, hanno tolto tutte le mucche dalle stalle, tanto è vero Certo. che mucche nelle stalle ne vedi pochissime, si sono riorganizzati, si sono inventati altre cose e adesso continuiamo a sentire che non ce la fanno più. Allora giustamente uno ha detto, guardate che quando noi chiuderemo tutti, cosa mangerete? Perché Certo. forse qualcuno non si rende conto di quello che stiamo parlando, del rispetto del lavoro di queste persone che non conoscono le festività, che lavorano dal lunedì alla domenica. Guardate, sto parlando di quelli seri, sono tanti, quei piccoli che non vengono tenuti in considerazione, perché il grande paese è fatto di questi. Perché? Perché ci sarà la supremazia di quello forte e sono le multinazionali, non c'è niente da fare. Cosa dice il sindaco? Ma allora, il discorso non è semplice, è abbastanza riduttivo dire manifestate e poi vediamo cosa succede. Secondo me loro comunque devono tenere duro, ovviamente, perché insomma, come diceva lei, noi quello che mangiamo è quello che arriva dalla terra e quindi è chiaro che assolutamente non si può mangiare carne sintetica come qualcuno, no, nei giorni scorsi anche nei giornali ha proposto. Ovviamente siamo tutti contro a questa cosa. Chiaro che loro devono fare forza, devono fare massa critica, perché ho visto che poi da dei servizi, insomma, che ho visto in TV, che poi anche dopo un paio di giorni qualcuno aveva già anche lasciato, no, i posti dove manifestavano, aveva lasciato perdere ed era andato via. Secondo me devono essere più uniti e manifestare un po' più con più certezza, non più fermezza, senza ovviamente fare danni e manifestare in modo non corretto, però devono secondo me tenere duro. In Germania abbiamo visto, no, sono andati avanti, tuttora sono ancora là. E in Francia? E in Francia stessa cosa, non mollano. Qua in realtà l'Italia no, poi come tutti diciamo teniamo duro un paio di giorni, poi ci dimentichiamo tutto, va nel dimenticatoio e le cose poi... Qualcuno lo sa, qualcuno lo sa. Ovvio. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È il problema di agricoltori che purtroppo se come i dottori perché coltiva roba da mangiare ne dà da vivere a noi altri e bisogna che lo Stato le vada incontro perché quella roba che costa di più praticamente che deve colpa a loro perché fare crescere verdura a 3 euro, 4 euro non è colpa sua, si costi chi ha. L'agricoltore sia a servizio degli altri povera gente, perché ne dà da mangiare, cosa dici? Bisogna tenere in palmo del mano i contadini che sempre tirare avanti tutti gli stati, perché senza di loro non mangiamo. E allora bisogna che lo Stato che dà un aiuto perché ha una barca di spese e lavora 15 ore al giorno, hai capito? Una badante lavora 10 per 2.000 euro al mese per dire. E mangiare, dormire, tutto quanto, neanche un pensiero. Bisogna ai contadini dargli la mano di quello che ha bisogno, aiutarli, non l'Europa, l'Italia ha da fare. I problemi italiani dobbiamo risolversi gli altri. Quanto riguarda i badanti, ne conosco 2 che fa il suo mestiere, va bene, proprio di Treviso, uno di Ungheria e uno di Treviso. Ma io non mi comprendo perché dice che lavora e che trova gente buona e insomma il mondo va avanti così. E sto mestiere è diverso, perché una volta a Venezia nel 500 io chiamava metti donne a servizio. Che mestiere ti fa? È metti donne a servizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo. Rinaldo questa mattina è riuscito a essere sintetico. Allora Salcinelli, abbiamo letto anche per le feste 6.000 badanti tornano in patria e caccia le sostituti, ma non si trovano. Cioè è anche difficile perché hanno famiglia, tengono famiglia, come si dice, tengo famiglia.
E come fanno a fare il tempo pieno? Ma soprattutto anche questa famiglia che impegna molto questa donna che veramente riesce a fare dei miracoli, perché bisogna dirlo, sindaco, anche nei bilanci familiari con quei pochi soldi che arrivano ormai nella stragrande maggioranza delle famiglie, ma ancora la badante diventa un lusso, lei ha detto le cifre, certo. C'è chi può e chi non può, ma quelli che non possono, Sarcinelli, ecco, che aiuto potremo dare? Come potremo intervenire anche con le vostre agenzie? Perché no, sindaco? Ma cercare di supportare anche quelle realtà che non riescono a trovare un letto nelle RSA, che non riescono ad avere un ascolto, la pericolosità adesso di queste persone molto fragili, molto sole, con truffe, con tutto e di più, con aggressioni. Ecco, cosa ci si potrebbe inventare, Sarcinelli, per arrivare ad aiutare anche queste persone? Ma senz'altro è un tema difficile, soprattutto nel momento in cui parliamo di persone che abbiano insomma, queste problematiche, ovvero dei disagi, soprattutto economici. L'intervento dell'assistenza domiciliare, mi rendo conto, Anche noi. mi rendo conto possa essere sotto un certo punto di vista oneroso, però dobbiamo anche considerare che l'inserimento RSA comunque ha dei costi superiori. E fra l'altro nel 2000 adesso è aumentato anche di circa 5 euro al giorno l'inserimento in RSA, quindi diciamo che l'inserimento di personale domestico si dimostra comunque sempre più vantaggioso rispetto a quelle che sono le caratteristiche di una RSA, che peraltro poi ha ovviamente costi limitati e successivamente ci troviamo insomma ecco, nelle condizioni di dover pensare ad una. E per quanto riguarda il tema che suggeriva lei, Mirella, esistono anche dei rapporti diciamo professionali con un numero di ore inferiori rispetto all'H24, quindi comunque un'assistenza esterna da parte di figure specializzate che possono essere selezionate anche dalle nostre agenzie e che arrivano comunque a costare la metà o un quarto rispetto a quello che dicevo prima. Quindi parliamo di qualche centinaio di euro al mese, ovviamente per un intervento diciamo meno complesso a livello Sì, però vedi Sarcinelli, il problema è che le persone delle quali discutiamo questa mattina sono fragilità che hanno delle pensioni molto basse, la maggioranza si aggira sui 500-600 euro di pensione, perciò lei capisce che anche prendere 100-200 euro da questa pensione per loro diventa un dramma. Lo dico perché io ho un banco solidale, so di cosa parlo, so che non hanno un centesimo nel portafoglio, tanto è vero che vengono a prendersi la borsa della spesa domani, ad esempio mercoledì, e chiedono soprattutto, è quello che mi fa veramente inorridire, questi anziani che chiedono il pacchettino di caffè o un litro di latte in più. È umiliante. Capisci anche. che quando io sento, e qua lo dico anche al sindaco Dalanese, che buttiamo via montagne di cibo tutti i giorni, e quando portiamo a casa magari anche a queste persone, a queste fragilità, un pasto caldo glielo facciamo pagare perché mettiamo in conto tutto, e abbiamo poi 7.000 quasi associazioni di volontariato che è come se non ci fossimo, perché se non riusciamo a far capire anche agli amministratori che forse potrebbero essere da supporto. Il problema è che non abbiamo ancora capito chi fa chi e cosa, perché tutti fanno tutto. Alla fine, come se il cane 7 paroni muore da fame. Prego, sindaco. Ma io concordo con quello che dice lei. Io porto l'esempio del mio piccolo comune, che ovviamente conosco bene. Questi casi li abbiamo anche noi, ne parlavamo anche prima. Noi però abbiamo cercato in qualche modo di attrezzarci e abbiamo attivato per esempio una convenzione con l'ISRA di Treviso, che ci permette di offrire a dei prezzi calmierati, perché una quota la mettiamo noi come comune, un ventaglio di servizi a queste persone che hanno necessità, che hanno bisogno. Banalmente, come diceva lei, dal pranzo, chi è da solo non può mangiare, quindi in qualche modo non ho neppure voglia di farlo a volte. Sì, esatto, e glielo portiamo.
oppure a tutti gli altri servizi, anche di medico in casa, e tutto questo spettro di servizi che sono a disposizione. In più, e qua approfitto per ringraziare anche i miei volontari del comune, del servizio sociale del trasporto del comune, abbiamo attivato anche un servizio nostro, comunale, che praticamente, proprio grazie ai volontari, porta, quando serve, quando ce lo richiedono, questi anziani e queste persone che hanno necessità in giro a fare visite mediche o altre attività che loro non potrebbero fare perché sono da soli o non hanno la patente o altre cose. Ed è un servizio che, ripeto, grazie ai volontari, qui li ringrazio ufficialmente, è sempre attivo sostanzialmente. Facciamo un sacco di chilometri. Da questo per dire cosa? Che questi disagi sono sempre più frequenti, come diceva lei. Il problema è intercettarli, perché la gente poi nel nord-est, no, ci si vergogna quasi, no? Non so di cosa, francamente, perché uno se ha bisogno, e quindi non vengono a chiedere aiuto, no? E in realtà però hanno bisogno. Quindi anche grazie, come dicevamo prima, al supporto anche vostro in qualche modo, no? Per vie traverse ci viene comunicata questa cosa. Esatto, è un bene, perché noi siamo disponibili ad aiutarli, però certe volte la gente si vergogna. Sindaco, mi scusi, è così difficile, io dico da anni, a fare proprio un elenco delle persone, un censimento delle persone, anche perché non siamo tutti New York, cioè abbiamo anche piccole realtà, medie realtà, dove tu riesci a capire chi vive nel tuo territorio, quali sono i bisogni. Vi ricordate una volta che arrivavano i censimenti, quanto grande hai la casa, cioè si spariva tutto. E sparendo tutte queste cose fondamentali, perché vuol dire conoscere chi vive nel tuo territorio, certo, come vive, è sparito e sono diventati invisibili. Tanto è vero che poi sono nate queste agenzie proprio per supportare la mancanza di risposta che non veniva di sicuro data dagli amministratori, ecco, dai governi che hanno pensato sempre molto meno alle fragilità, perché più alle infrastrutture, quello dico tutti i giorni, non è un problema dirlo per me, invece di pensare a quella che era la realtà del territorio, una realtà con una denatalità molto alta, una realtà dove il paese sta invecchiando, abbiamo diversamente giovani, abbiamo centenario, poi ne abbiamo uno alla settimana, 100, 102, 106, e per fortuna che ci sono queste agenzie, chi può permetterselo naturalmente, certo, non tutti possono permetterselo, che riescono a dare anche dei supporti a queste famiglie che lavorano, perché l'anziano va seguito, va tutelato, non puoi che buttarlo là. Ecco, la sicurezza anche della persona, Sarcinelli, perché qui delle volte assistiamo a delle cose inaudite. Ecco, voi quando appunto mettete a disposizione naturalmente un elenco di nomi, come fate la scelta? Perché poi noi vediamo delle volte delle cose inammissibili, passano per agenzie oppure c'è il fai da te anche nelle famiglie? Perché vogliamo anche capire, Sarcinelli, prego. Sì, ecco, purtroppo c'è una netta distinzione fra diciamo, un servizio fai da te nel momento in cui una famiglia insomma, cerca di organizzarsi credendo di andare a risparmiare del denaro, ovviamente si trova a pagare un po' lo scotto di quello che è l'esperienza da parte di un operatore specializzato. Allora noi come Agenzia per il Lavoro abbiamo al nostro interno degli psicologi sociali e del lavoro che sono esperti nella selezione. Diciamo che oltre a questo diversi colloqui che facciamo in presenza con le assistenti e gli assistenti domiciliari. Oltre a questo andiamo a raccogliere le referenze di tutte quelle famiglie che hanno avuto il piacere di diciamo, utilizzare il servizio e le prestazioni di queste figure professionali. E oltre a questo a dicembre 2023 è partito il progetto HRK Academy, ovvero una scuola di formazione che garantisce ai lavoratori, ovvero alle persone che andiamo ad inserire nelle famiglie, un percorso di crescita professionale e di sicurezza lavorativa. Quindi il percorso formativo è mirato anche a seconda delle patologie. Per esempio in questo momento stiamo andando a formare delle figure professionali che possano andare ad assistere dei pazienti con patologie particolari come demenza senile, Parkinson e Alzheimer. Bisogna anche saperli gestire, perché non è semplice. Sarcinelli, ma c'è un'età che si può entrare a far parte di questo mondo del lavoro
oppure avete anche dei limiti di età? Cioè un uomo, una donna, al massimo che voi assumete quanti anni? Allora, se si riferisce ad un, diciamo, a selezionatore di personale, ecco, non c'è un'età. Fanno parte, no, diciamo che ovviamente è molto utile, ecco, quello che è il percorso accademico e formativo dell'operatore e non di poco conto, anzi direi che sono la componente più importante, è l'attitudine al rapporto interpersonale, alla risoluzione dei problemi del prossimo, all'empatia, perché teniamo presente che nel momento in cui arriva una famiglia presso la nostra agenzia, hanno un problema che è legato ad una persona che in realtà poi si ripercuote su tutti i componenti del nucleo familiare, perché tutti noi abbiamo dei figli, dei genitori e dei nonni. Nel momento in cui i nostri genitori e i nostri nonni comunque manifestano insomma, un particolare disagio e difficoltà ad avanzare, insomma, nel quotidiano, ovviamente tutto il nucleo familiare si ferma e quindi tutti ne risentiamo. Va da sé che per entrare in empatia, insomma, ecco, con lo stato familiare, insomma, tutti noi dobbiamo cercare di immedesimarci e comprendere esattamente quali siano le richieste della famiglia, ma di tutto il nucleo, non solo dell'assistito. Per questo abbiamo realizzato un sistema innovativo, un software, un gestionale, diciamo, che al suo interno ha già una serie di domande mirate sia relativamente alle patologie che alla situazione familiare, che ci consentono già di operare una prima scrematura di quelle che possono essere le assistenze più idonee per andare a risolvere il caso. Come diceva prima l'ospite in studio, il sindaco Nelson Di Piave, sicuramente è un'ottima idea quella della collaborazione. Mi rendo conto che molte famiglie magari hanno la necessità e non sono in grado di poter affrontare una spesa di questo tipo, però proprio in questi giorni noi ci stiamo interfacciando con delle RSA in modo tale da arrivare dove finisce quel servizio, dove non arriva quel servizio. Il nostro intento in questi giorni è proprio quello di creare una RSA a domicilio, quindi integrare tutti i servizi che normalmente vengono offerti da una struttura in un'assistenza a domicilio. Complimenti Sarcinelli, questo mi piace, vedo che anche il sindaco annuisce. Abbiamo Livio da Padova, poi continuiamo, vai Livio. Irene, ciao, un saluto a due ospiti. Volevo fare una domanda al rappresentante dell'Agenzia delle Badanti. Sarcinelli. Come funzionano in Europa le RSA? Cioè gli anziani non autosufficienti vengono assistiti in casa oppure ci sono anche là delle strutture che li accolgono? Insomma, come funziona in Spagna, in Germania, in Francia? Come funzionano queste RSA, questo servizio sociale, come è organizzato? Grazie, vi saluto. Grazie a te Livio. Sarcinelli, prego. Direi che, diciamo, fortunatamente l'Europa, la comunità europea si sta organizzando per non avere difformità fra un paese e l'altro, quindi c'è la libera circolazione della merce e dei servizi, così che le legislazioni si stanno unificando in modo tale che un cittadino spagnolo sia equiparato per diritti, insomma, anche sociali in questo caso, al cittadino austriaco piuttosto che norvegese. Quindi senz'altro non possiamo ancora dire di aver raggiunto il traguardo in cui tutti i paesi dell'Europa siano ad un livello paritario, ecco, perché comunque ci sono senz'altro delle diciamo dissimilitudini, ecco, relativamente ai paesi del nord piuttosto che al Portogallo o alla Spagna. C'è da dire che comunque l'Italia rimane il primo paese più longevo di tutta l'Europa, e così che il fenomeno dell'assistenza domiciliare rispetto ad altri paesi della comunità europea in Italia è il più sentito, proprio perché fortunatamente noi italiani siamo il paese più longevo di tutta l'Europa e il secondo dopo il Giappone di tutto il mondo.
Quindi senz'altro noi siamo un banco di prova per il resto dell'Europa nella gestione dei servizi di assistenza. Forse non è un caso anche questo che probabilmente la sanità pubblica affronti questo periodo di difficoltà proprio dato dal numero intenso e insomma, notevole di richiedenti diciamo, di servizi ed erogazioni di prestazioni relative all'assistenza. Allora grazie. Allora Sindaco, oltre alla creatività abbiamo la longevità anche nel DNA, questo non guasta. No. Io penso a questi diversamente giovani, come li chiamo io, che sono Anche arrivati noi, ai anche 90, ai 100 anni e hanno ancora una lucidità, noi li vediamo quasi sempre che andiamo a festeggiare i compleanni, grazie anche al nostro editore che ha capito l'importanza di essere vicini al compimento dei centenari, ma soprattutto anche questi fisici che hanno sofferto tanto, lavorato tanto, sono forse anche temprati, forse mangiare pochissimo andava bene, molto movimento perché è quello che facevano. Certo, ecco, forse dobbiamo imparare anche noi qualcosa che loro veramente ci continuano a dire: mangiare poco, mangiare sano, ecco, fare movimento, tanto è vero che quelli che sono a casa sono sempre in movimento, certo, se certo. riescono. Però quello che mi preoccupa, Sindaco, è la sicurezza. È il problema della sicurezza nelle case. Questo è un problema che è collegato a quello che abbiamo detto fino adesso. Diciamo che le violenze domestiche, le violenze familiari sono sempre più frequenti. Qual è il problema? Il problema è quello di prima, cioè che in realtà le persone poi cercano di nascondere queste cose, questi atti, e quindi anche per noi, tipo amministratori, ma anche le forze dell'ordine, insomma, è difficile intercettarle. Chiaro che ad ogni piccolo segnale, anche grazie attraverso gli uffici degli assistenti sociali, noi ci muoviamo subito con molta delicatezza, tra l'altro, perché poi entrare negli ambiti familiari è sempre delicato. Però è chiaro che se nello specifico, come vediamo purtroppo femminicidi tutti i giorni, le donne non cercano sempre di sminuire, no? Di tenere nascoste queste violenze, è chiaro che è difficile capirle, no? Intercettarle. Sì, un invito è quello di fare un po' di coraggio ed esporsi un attimino, però capisco che non è semplice. Aprono la porta troppo facilmente, si fidano, perché una volta le loro porte erano aperte, non c'era la chiave nella serratura. Già. E loro sono cresciute con questa mentalità, e anche magari la solitudine, vedere qualcuno, cominci a parlare, e loro, questi truffatori sono molto furbi, sanno che l'anziano è solo in casa e che ha piacere di parlare, là inizia il grande problema. Perciò la Mirella fa un appello anche questa mattina: non aprite a nessuno se non conoscete, a nessuno, attenzione, fra poco arriverà la primavera e l'estate, attenzione, al telefono non rispondete se non conoscete, mettete giù, non preoccupatevi, questo è l'appello che faccio, perché dovete stare molto attenti. Posso aggiungere una cosa? Dopo. No, dopo. Grazie. Pubblicità. Va bene. Allora siamo col sindaco di Genson di Piave che stava rispondendo, ma dovevo mandare la pubblicità. Prego, sindaco. No, volevo aggiungere all'appello che stava facendo lei, Mirella, che un appello ai residenti, insomma a tutti i residenti. Se qualcuno vede qualcosa di strano, non lo scriva sui social, su quei gruppi, no, locali, che vanno benissimo per le promozioni di eventi e altre cose, ma non lo scriva lì, ma chiami le forze dell'ordine. Non è che noi amministratori controlliamo sempre quei gruppi e poi ci muoviamo di conseguenza, quindi ci sono i numeri di emergenza dei vigili, insomma, delle polizie locali, dei carabinieri, della polizia, usiamo quelli. Ecco, Sindaco, un'altra cosa, questi ragazzine che continuano con queste risse nei centri storici, ma anche nei paesi, vediamo nelle sagre. Secondo lei non siamo un po' troppo buoni e tiepidi con queste persone che una volta identificate consegniamo ai genitori e dopo una settimana ci ritroviamo con la solita soluzione? Cioè non è che forse dovremmo obbligarli a sacrificare di più il tempo libero che hanno, magari facendo sport? Poi avrò anche il presidente del CONI, Dino Ponchio, che glielo chiederò. Voglio vedere se dopo 2 o 3 ore di attività sportiva hai ancora voglia di fare a cazzotti nelle piazze o disturbare le famiglie per bene che magari passeggiano.
Perché guardate che se non li fermate stanno diventando molto pericolosi. Siccome sono anche pochi, penso che sarebbe utile, sembrano che siano tanti, ve lo posso assicurare, No, per fortuna che sono sono pochi, solo che riescono ad attirare Esatto. l'attenzione. Esatto. Ecco, non sarebbe ora anche tramite il prefetto con i sindaci di dire basta e una volta presi tu hai fatto questo, è reato, perfetto, e adesso vediamo cosa fai. Allora, guardi, la risposta è sì, cioè, secondo me dovremmo essere un po' più rigidi, non c'è dubbio su questo. Però, come dire, ognuno deve fare i propri compiti a casa propria, nel senso che anche questo, secondo me, è risultato di una collaborazione, no, tra vari soggetti. Quindi sicuramente in primis le famiglie, noi genitori, io parlo anche da papà e sono sempre responsabile di quello che fa mia figlia, mio figlio, insomma, no? Quindi in primis la colpa è comunque nostra, siamo noi che diamo l'educazione ai figli, quindi poi non possiamo fare finta di niente quando i nostri figli si comportano in un certo modo. Quindi la prima risposta è questa. Secondo, le istituzioni, noi amministratori, che dobbiamo fare del nostro. Io per esempio parlo per il mio comune, stiamo cercando da un po' di anni di avviare, e le abbiamo anche avviate, e abbiamo dei buoni risultati, delle attività che impiegano il tempo dei ragazzi post scuola. È chiaro che se un bambino non ha niente da fare, il pomeriggio va fuori e magari fa danni, no? Si comporta male. Se tu gli offri qualcosa di interessante, è chiaro che il bambino magari lo intercetti e lo porti a fare quello. Noi abbiamo attivato tante attività extrascolastiche e abbiamo un buon ritorno. Chiaro che poi c'è sempre, insomma, il bullo, no, fra virgolette, di turno che come diceva lei, aggrega le cellule dormienti, no, come le chiamiamo noi. Però anche noi dobbiamo fare il nostro e lo stiamo facendo. Poi è chiaro che nel momento in cui li troviamo in flagrante, è chiaro che bisogna, fra virgolette, fargliela pesare, no? Perché altrimenti non li responsabilizziamo mai. Non è che dobbiamo anche cambiare, per anche esempio, a le faccio un livello esempio. legislativo, sindaco, poi Sì. ricominciamo, ecco, cambiare, è minore. Cosa vuol dire? Sei combinato e hai fatto un reato. Che sei minore o non minore, è sempre un reato, hai fatto e la pena deve essere uguale. Perché loro sanno benissimo, tanto non mi fanno Esatto. niente, chi se ne Esatto. frega. Perché ragionano Esatto. così, basta vedere cosa è successo. Rischiano la vita per un gioco, anzi è morto quel il ragazzo. ragazzo, Ecco, uniamoci a questa famiglia distrutta Certo, dal dolore. certo. Qui guardate che perdere un figlio è una roba veramente terribile, ma veramente terribile. Ecco, un gioco pericolosissimo, si sa, lo sanno, però questa adrenalina che vogliono provare è una roba incredibile. Sindaco, veramente dove stiamo arrivando? No, anche questa è una questione molto difficile, va analizzata da chi è esperto, no, di socialità. Sì, guarda che Però, è lei, sindaco. sì, ma infatti noi ci affidiamo sempre a delle persone preparate per poi intervenire, perché non è che possiamo ovviamente essere capaci e sapere tutto. Chiaro che di sicuro emerge che i giovani, insomma, del giorno d'oggi non hanno più stimoli, non sono Sì, secondo me sindaci che sono responsabili della salute dei cittadini, dei loro paesani, hanno un compito veramente enorme. Ma come fanno certo. con le poche risorse che hanno e con le leggi che avete? Vabbè, prendete questi ragazzi, chiamate i genitori, considerate al genitore se sta anche bene, paga quello che ha fatto il ragazzo, è il ragazzo. Ma anche no. Anche no, ecco, avete sentito, anche no. Anche no. Ecco. Allora, Sarcinelli, mano ferma a quei ragazzi e dolcezza a quei diversamente giovani, sono due realtà che forse se le mettessimo assieme non sarebbe male. Una volta i nonni erano molto molto rispettati e si ascoltavano molto. Queste figure che purtroppo ce ne sono pochissime oppure li abbiamo anche molto divisi. Prego Sarcinelli. Sì, confermo, allora anch'io parlo da genitore e devo constatare che c'è stato un cambio, insomma un'inversione di rotta rispetto a quella che era l'educazione dei tempi, insomma parliamo di 30, 40 anni fa, 50 anni fa, e l'educazione dei nostri genitori e le educazioni che i nostri genitori hanno dato a noi. Sicuramente oggi siamo tutti dei genitori più permissivi rispetto a quello che è stata la nostra esperienza, e questo probabilmente è il frutto di quello che vediamo accadere ai giorni nostri, insomma. Poi per l'amor di Dio, insomma, ogni generazione ha constatato delle differenze rispetto alla precedente, perché comunque si è sempre sentito parlare, insomma, ecco, sia dei nonni che dei genitori, che ai tempi loro era diverso
diversa. E purtroppo è un'evoluzione, la specie umana è in continua evoluzione, quindi noi quello che possiamo fare è cercare di, come sappiamo fare benissimo, insomma, perché l'essere umano, insomma, sappiamo essere dotato di un'adattabilità che non ha rivali, diciamo, ecco. Quindi quello che possiamo fare è cercare di adattare anche con i nostri strumenti, ecco, l'educazione, insomma, e cercare di rimodulare, rimodellare, ecco, quelle che sono le attività di gestione dei nostri piccoli, ma anche dei nostri cari, insomma, ecco. Però Ovviamente la libertà tua finisce dove inizia la certo. mia. Allora io non posso sentire diversamente giovani che hanno paura di uscire alle 17 di sera perché hanno paura del diverso, hanno paura di questi gruppi, perciò non vanno più a passeggiare, e non posso neanche ammettere che questi, non tutti, ma molti genitori non riescono a mettere le regole. Non è possibile che un ragazzino di 11, 12, 13 anni vada a casa quando termina la scuola quando vuole. Certo. Tu li trovi che mangiano questi panini sui gradini delle chiese, Sui parchi, cioè, sì, sui sì. centri storici, li vedi nei grandi magazzini con il personale che non sa più come controllare perché sicuramente qualcosa sfugge. Certo. Cioè non è che forse anche questo genitore è diventato troppo cinico, pensa solo, Sì. diciamo, a quello che è il bene della famiglia materiale, Certo. invece di pensare a quelle che sono le regole che bisogna dare a questi figli. Questi figli ormai li trovi fuori bambini, anche fra poco arriverà l'estate, dove sono bambini che rientrano alle 11, a mezzanotte, ma sono andata a mangiare la pizza con i miei amici, ma non credo che a mezzanotte si mangi Certo. la pizza. Dove sei stato? Dopo cosa hai fatto? Cioè queste regole che non ci sono più. Forse questi ragazzi vogliono forse anche le regole, forse vorrebbero essere ascoltati di più. Ecco, forse abbiamo oltrepassato, ma fortunatamente, io lo dico qui anche questa mattina, Sindaco, sono pochi rispetto a quelli tanti che si comportano bene, però dobbiamo andare a parare là, è inutile che parliamo di quelli che si comportano bene, che sono Certo. bravi genitori, hanno bravi ragazzi, è là che dobbiamo andare a parare. No, ma sono pochi. Beh, intanto cominciamo a vedere chi sono questi pochi e come si comportano. Per fortuna sono pochi, dico io, però è anche vero che ha ragione lei quando dice che comunque quando comunque li troviamo, no, che fanno queste cose, comunque fra virgolette bisogna alzare un po' il tono, perché altrimenti non capiranno mai. Io porto un esempio semplice, però fa capire, no, quando è possibile cosa possiamo fare. Io ho una grande rete di videosorveglianza, per fortuna, che ci aiuta molto in questi casi, no? E un po' di tempo fa abbiamo trovato dei ragazzi che stavano rovinando, hanno rotto l'arredamento urbano di un asilo, di un nostro asilo lì in paese. E noi, per far, ovviamente d'accordo con i genitori, in quel momento bisogna dire la verità, hanno assecondato questa richiesta, li abbiamo fatti scontare, fra virgolette, socialmente questa cosa. Li abbiamo messi a pulire le foglie come punizione, diciamo, del parco, del giardino dove loro avevano fatto i danni, volutamente davanti a tutti i bambini, in modo tale che si capisse cosa avessero fatto. E questa cosa in realtà poi anche da parte dei genitori ha detto che ha portato dei risultati, quindi non bisogna sempre far passare far tutto in sordina. Pago e risolvo il problema. Non va bene, perché è chiaro che poi la vita adesso è molto frenetica, no? Siamo sempre indaffarati su mille cose, quindi i genitori sono anche in difficoltà. Però questo non giustifica il fatto che... Ma non è che anche il sindaco, forse dovete fare più squadra proprio con l'unione dei sindaci, questa squadra che siete riusciti a mettere in piedi, che è fondamentale per cercare di frenare, perché guardate che se siamo così, lasciamo la mano libera a questi gruppetti che poi all'interno ce n'è uno o due Sì, al massimo, sì. Perché gli altri guardano e fotografano, Sì, esatto. anche se sono ugualmente colpevoli, questo dovremmo se dirlo. partecipano Ecco, il sicuro. ladro c'è, ma c'è il palo deve Certo. pagare come il ladro. Certo. Ecco, forse sarebbe utile che anche a livello proprio governativo emanassero una legge che chi sbaglia paga. Ecco, io dico che pagando nella maniera giusta, ma si può fare, ad esempio con lo sport, uno sport pesante e duro, visto che molti non lo fanno neppure più, Sì. non riescono neanche più a camminare, fai fare una passeggiata, sono sempre seduti, che stufo, mal le sì. gambe, perché non si muovono più, perché questa è la Certo. verità. Ecco, forse anche voi tra di voi. No, ma allora sindaco. noi facciamo squadre in realtà anche a livello provinciale, insomma, con i sindaci. È chiaro che però non è semplice. Lo scoglio più importante secondo me è quello comunque sempre dei genitori che molte volte sminuiscono queste cose o addirittura negano.
Quindi è chiaro che dopo è Cioè, difficile. negano anche il fronte al fatto compiuto. Ovviamente, è normale questo. Invece in quei casi là non bisogna negare anche di fronte all'evidenza, bisogna dire sì, è vero, cerchiamo di risolvere questa cosa. Come fai a difendere l'indifendibile? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Io sono molto rigido con mia figlia, però insomma parlo per me. È chiaro che è difficile. Se tu comunque neghi di fronte all'evidenza è chiaro che non succederà mai niente. Allora Sarcinelli, torniamo ai nostri diversamente giovani che veramente queste cose ma non le passavano neanche per l'anticamera del cervello, anzi cercavano di comportarsi bene e anzi di fermare se vedevano qualcosa che non andava, il ragazzo si comportava male, ecco perché era così. Cosa stai facendo? Cosa fai? C'era una sorta di timore una volta e noi rispettavamo questa figura diversamente giovane. Cosa è cambiato secondo lei Sarcinelli? Che appello vuole fare questa mattina specialmente ai sindaci ma anche al governo, perché adesso stanno entrando in vigore dei disegni di legge molto importanti che riguardano tutti. Prego Sarcinelli. Ah sì, come dicevamo prima, la società è cambiata e c'è diciamo, un ritmo sempre più frenetico che ovviamente va ad assorbire durante il quotidiano tutta quella fascia di persone che comunque sono intente nelle proprie attività professionali. Ecco, questo è sicuramente il punto che è cambiato rispetto agli anni scorsi. Normalmente negli anni scorsi la mamma era casalinga, c'era il papà al lavoro e il papà comunque con il proprio stipendio riusciva a mantenere tutta la famiglia. Oggi purtroppo questo è cambiato, è un dato di fatto. In tutte le famiglie sia il papà che la mamma insomma, siano lavoratori e magari pur lavorando insomma, si ha comunque una certa difficoltà insomma, ad affrontare tutte quelle che sono le spese quotidiane, perché poi anche le spese sono cambiate insomma, rispetto a qualche anno fa, insomma, la società è diventata comunque più consumistica rispetto agli anni scorsi, quindi purtroppo è un sistema che è sempre comunque orientato ad avere una maggiore richiesta di spesa da parte delle famiglie. L'appello che potrei fare è guardare indietro perché comunque la storia si ripete e insegna. Quindi nel momento in cui guardiamo indietro, guardiamo i nostri cari, capiamo che comunque c'era una società più pacata, insomma i ritmi erano più blandi e noi siamo cresciuti comunque con la possibilità di avere una famiglia alle spalle. Oggi i nostri piccoli non ce l'hanno più, li portiamo all'asilo alle 7:30 la mattina, li andiamo a prendere alle 6 di sera. Questo purtroppo continua anche fino alle scuole superiori, perché comunque si fanno uscire ormai al pomeriggio. Ecco, queste sono dinamiche che una volta non avevano. Purtroppo tutto ciò porta ad un discostamento fra i membri familiari e fra anche la realtà insomma, che andiamo a trasferire ai nostri piccoli e ai nostri cari, insomma. Quindi l'appello è di porre maggior attenzione a quelli che sono i percorsi di crescita e percorso di crescita ovviamente inteso anche per quanto riguarda le persone diversamente giovani, insomma, ecco come li stiamo giustamente nominando in questa sede. E i nostri cari sono anziani, soprattutto sono quelli che ci hanno consentito di arrivare fino ad oggi e quindi meritano senz'altro tutta l'attenzione. E quasi sempre con la schiena dritta Sarcinelli, perché dobbiamo dire la verità. Certo. Ecco, il rimprovero si sentiva e come si sentiva. Abbiamo Stefania da Vicenza, vai Stefania, veloce. Sì, ciao Mirella, ciao, buongiorno carissima. ai tuoi ospiti. Allora, guarda, ho appena parlato con una mia amica proprio di queste cose, dei giovani, dei giochi estremi che fanno e ci rimettono anche la vita, no? E è venuto fuori, secondo noi, insomma, che è perché proprio mancano le regole, manca la religione. Tu hai giustamente detto che una volta non si facevano queste cose, neanche ci passavano per il cervello, no? Perché? Perché avevamo come riferimento le regole dei cristiani, il male e il bene, l'importanza della vita, la vita è sacra e per loro la vita non ha nessun significato, nessun valore, la mettono proprio a rischio ogni giorno solo per farsi vedere.
per essere qualcuno, ma non è il sistema giusto per aver valore nella società di oggi. Cosa succede? Ci rimettono la vita e basta, rovinano loro, la loro famiglia e i genitori devono insegnare ai ragazzi cos'è la vita, il valore della vita, dell'amicizia vera e non del potere di essere grandi, uno più grande dell'altro, uno più bello dell'altro, dell'aiuto reciproco tra le persone. Manca la religione al giorno d'oggi. Parlate degli anziani giustamente, che sono saggi, che sono un esempio, ma perché? Provate a pensarci, perché sono così gli anziani? Perché una volta credevano e credono ancora adesso, ma sta sparendo la religione. È una cosa gravissima questa, veramente. Bisogna riprendere in mano le regole della vita, quelle sagge, che ci ha insegnato Dio, il valore dell'amicizia, il valore della vita, dell'aiuto. Ognuno pensa per sé. Se anche il tuo vicino sta morendo di fame, di solitudine, di malattia, non ti preoccupi, pensi solo a te stesso e basta. E questo perché? Perché nessuno ci dà la regola dell'aiuto. Pensiamoci bene, non vergogniamoci di essere cristiani, di andare a messa, di credere in Dio. Dobbiamo vergognarci di credere al demonio, di essere cattivi, di volerci male, di fare le guerre, di odiarci. Questo dobbiamo vergognarci, non di credere in Dio, di credere nelle cose giuste e vere della vita. Mirella, mi sentivo proprio di cuore di dirle queste cose, perché mi rendo conto che nessuno più ascolta. A partire dai bambini, perché nessuno li educa. Nessuno li educa in religione a scuola, quanti non la fanno più? E lì da chi dipende? Non certo dai bambini, ma i genitori che non li inseriscono già da piccoli. Pensiamoci su, ragazzi. Grazie Mirella che ci dai la possibilità di parlare, di farci sentire da tante persone che bisogna dargli questi messaggi. Grazie Stefania, grazie a te per queste riflessioni. Allora io chiuderei con le immagini di questo ragazzo che faceva il surf. Andiamo a vedere le immagini, dico anche al sindaco, per cercare veramente di capire l'importanza, ecco, di conoscere che non si può giocare con la propria vita, ce n'è una sola, è una vita veramente che è preziosa, è preziosissima. Questo ragazzo aveva una vita davanti e per un gioco veramente di una pericolosità incredibile, ma lo sanno, non è che non lo sappiano. Però come giustamente diceva Stefania, quali sono le regole? Ecco, la mia vita, ma chi se ne frega? Pensate quando vi racconto di quel ragazzo che mi ha detto meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Pensate cosa vuol dire per loro la vita la metto in gioco, però in quel momento provo un'adrenalina, chissà mi vada bene, perché poi alla fine pensano così, sì. Ma io penso che in quel momento abbiano anche paura, ma devono superarla, perché ci sono gli amici che guardano, poi c'è i social. Ecco, sindaco, come vuole chiudere? No, io ovviamente da papà non riesco neanche a immaginare quanto sia dolore per una perdita di questo tipo, anche se in questo modo, per amor di Dio. Però stavo riflettendo su quello che ha detto la signora, in realtà è un messaggio molto importante, ha ragione. Stiamo perdendo i valori più importanti, che sono appunto capire quanto importante è la vita, l'amicizia. Sono d'accordo, sì, bisognerebbe riscoprire un po' queste cose che stanno... Allora, l'ultimo servizio me lo devo mandare, questo ragazzo che si è suicidato qui a San Biagio di Calalta ieri. Ecco, dobbiamo parlarne, questa solitudine, fragilità. Avrà anche sbagliato, però è il discorso che si faceva prima. No. Bisognava veramente cercare di capire. Andiamo a vedere il servizio. Stavo recando presso il tribunale quando ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di Silea che mi avvertivano una certa difficoltà nel rintracciare il caldato. Ho provato a contattarlo anch'io, ma non ci sono riuscito. E poco dopo mi hanno ricontattato dicendomi che avevano sfondato la porta e che lo avevano trovato purtroppo giacente sul pavimento.
Avrebbe dovuto presentarsi all'udienza di convalida dell'arresto per un furto commesso ieri a Silea. Era stato scoperto in flagranza al cercare di introdursi all'interno di un vecchio mulino adibito a ricovero. Aveva portato via un mazzo di carte, poi restituito. Andrea Caldato questa mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di via Alfieri numero 6. Qui viveva da solo. I carabinieri erano andati a prenderlo. Aveva finito di scontare i domiciliari ad ottobre. Vi era finito per aver commesso una rapina in concorso in un'abitazione a Santa Bona, difeso anche in quel caso dall'avvocato Mario Nordio, profondamente scosso dall'accaduto. Mi sembrava che fosse relativamente tranquillo, anche perché aveva un'attività lavorativa. Evidentemente non era così e questo malessere, questo disagio interiore di cui soffriva ha preso il sopravvento. E aveva mai dato segni attraverso le parole, parlandone con lei? Sono quelle parole che si dicono a cui non si dà importanza, perché fondamentalmente lui ha sempre sostenuto che ci fosse se non un complotto della giustizia nei suoi confronti, comunque che la sua situazione fosse stata manipolata da terze persone. Caldato aveva un'altra denuncia pendente per stalking. Era stato denunciato dall'ex compagna che aveva ottenuto l'affidamento esclusivo del loro figlio. Era finito in quella circostanza sui giornali per aver ripreso i vestiti della donna a bruciare su un barbecue ed aver a lei inviato quelle immagini pesanti, convincendola così a sporgere denuncia. Procedura vuole che questa mattina l'udienza di convalida si sia dovuta svolgere ugualmente, con la chiusura della pratica, si dice in gergo, per estinzione del reo. Allora, Sindaco, so che anche ieri vicino a lei c'è stato un altro suicidio di un ragazzo, ecco, strizziamoci attorno a queste ieri, famiglie alcuni giorni fa. Cosa vuole dire, Sindaco, come chiudiamo? Ma io, ripeto, sono gesti paradossalmente di grande coraggio in quello che succede, perché fare gesti di questo tipo sono veramente, non lo so, io credo che bisogna, almeno parlo dal punto di vista dell'amministrazione comunale, bisogna, secondo me, aumentare sempre di più i servizi, le disponibilità delle risorse umane, dei servizi sociali. Aspetta e spera. Graziella, abbiamo da scorzare, se no cade la linea. Vai, Graziella. Pronto? Sì, prego, Graziella. Guardi, buongiorno. Buongiorno. È tanto che vi seguo, tantissimo, perché vi guardo tantissimo. Però mi sto facendo una domanda. È anni che ho sentito prima che ha detto, non voi, quello dall'altra parte lì, non so come si chiama. Sarcinelli. Ecco, e che ha detto che le famiglie adesso praticamente i giovani sono così, sono colà. Io sono vecchia, sono anziana, sono nonna, bisnonna e lavoravo anch'io e anche mio marito. Facevamo 12 ore, 3 figli. Però dico la sincera verità, se l'educazione della famiglia c'è, la base, anche lavorando, i miei figli sono sposati tutti e 3, hanno dei figli, una 3, l'altra 5, e dico, è una famiglia ancora oggi con delle basi buone. E come mai che tanti non riescono? Io ho dato delle regole, le regole del telefonino, le regole quando si sedeva a tavola per mangiare, il rispetto dei nonni, della famiglia e di tante altre cose che ho ricevuto io dalla mia famiglia. Io ho 84 anni e ho 3 famiglie che sono oggi come oggi, che sono veramente, che posso baciare dove camminano, i miei nipoti e poi ho i pronipoti. Non venite a dirmi che è oggi che cammina così, è perché la base della famiglia, della scuola, quando si andava a scuola c'era delle regole. Dove sono le regole? Mi fate capire dove sono le regole? Spiegatemi un attimino, perché io è anni che vi seguo. Grazie cara Graziella di aver chiamato e sentito le tue riflessioni. Infatti noi diciamo che quei genitori, non tutti, devono assolutamente capire che devono mettere le regole
Però se non ascoltano cosa possono fare i sindaci? Hai sentito? Difendono l'indifendibile. Ecco, il sindaco dice quello che è successo e dicono no, sei mio figlio. Certo. No, sindaco, ma come se sono qua che... No, ecco. ma abbiamo anche la videosorveglianza, no? Che certe volte non mente, quindi no, è inconcepibile. Sono d'accordo, anch'io ho avuto un'educazione abbastanza rigida dei miei e cerco di portarla a mia figlia. Però non siamo tutti uguali. Io non penso che sua figlia si azzardi ad andare in centro a fare le scazzottate per divertimento, sindaco. Assolutamente no. Ci deve pensare molto dopo se ritorna a casa, Certo, ecco, sì. Forse perché veramente bisogna anche dire basta, perché non ne possiamo veramente proprio più di questi pochi numeri che stanno mettendo in discussione invece quei grandi numeri che abbiamo anche di bravi ragazzi. Grazie a Daniele Dalanese, sindaco di Gesson di Piave, grazie a Massimiliano Sarcinelli, appunto Colf e Badanti, titolari di questa importante agenzia. Grazie, pubblicità. La firma davanti al notaio per un progetto voluto dal vescovo Tomasi, comunità energetica diocesana, Treviso, primo caso in Italia. Parrocchie, famiglie e aziende condivideranno un sistema di pannelli fotovoltaici. Chi produrrà di più redistribuirà la collettività anche gratis per i bisognosi. E sono veramente orgogliosa di avere veramente con noi collegato Sergio Criveler, presidente Fondazione Diocesi Treviso Energy. Grazie veramente di essere qui con noi per spiegarci cosa è successo, questa meraviglia, in un momento così difficile per le famiglie con queste bollette pazzesche. Cosa ci racconta? Prego. Buongiorno a tutti. Come lei ben raccontava, ecco, tutto è partito ad ottobre del 2021, siamo alla settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto. Nel documento conclusivo i vescovi italiani invitavano tutte le parrocchie a costituire una comunità energetica rinnovabile. Il vescovo di Treviso al suo ritorno mi ha invitato a studiare la cosa, 2 anni di lavoro, incontri anche con chi ha scritto la legge, il trevigiano senatore Girotto, e così poi siamo partiti. Anziché andare a costituire una struttura giuridica per ogni parrocchia, si è deciso di creare una grande comunità, quindi una grande struttura giuridica che coprisse tutta la diocesi, e poi andremo, essendo che la comunità energetica è confinata all'interno della cabina primaria, in diocesi abbiamo circa 30 cabine primarie, quindi andremo a costituire 30 sottogruppi in modo che ci sia una grande organizzazione che dia una risposta contabile, amministrativa e anche tecnologica alle parrocchie. Grazie veramente Presidente di aver spiegato molto bene qual è l'obiettivo. Ecco, cosa ne pensa? Abbiamo anche Paola Guzzo, sindaco di Godega del Sant'Urbano, secondo mandato Lega. Sindaco, cosa ne pensa? Buongiorno e grazie intanto. Buongiorno a lei Mirella e buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Sicuramente questo è un argomento sfidante e fondamentale che tutti noi stiamo cercando di affrontare. Allora sì, è vero, però il problema è che ormai speriamo che anche febbraio passi. Per fortuna dicembre è stato un mese tiepido, però io ho avuto, Presidente Criveler, lo dico anche al Sindaco Guzzo, le Federconsumatori che erano molto preoccupati perché queste persone, specialmente molti anziani, molte famiglie, non riusciranno a scaldarsi perché sono importi troppo alti. Allora, quando ho letto quello che ho letto, Presidente Criveler, era venerdì 29 dicembre 2023. Ecco, è passato più di un mese e mezzo. Com'è la situazione ad oggi, Presidente? Cosa avete raccolto? Allora, noi ovviamente la partita, diciamo, delle informazioni e anche degli strumenti non è ancora terminata. Ecco. Il decreto è stato firmato dalla Corte dei Conti,
è passato di nuovo in Parlamento, ora stiamo aspettando le regole del GSE, del gestore dei servizi energetici. Sulla base di quel regolamento, che abbiamo già una bozza ma non è ancora definito, noi andremo a costruire le nostre 30 mini comunità energetiche. Ecco, perché questa fondazione, ecco, perché molte domande in questi giorni, in queste settimane mi vengono rivolte. Ecco, non è una cabina elettrica, nel senso che noi non produciamo energia elettrica, noi mettiamo in relazione chi che produce e chi che consuma, e nel consumo istantaneo c'è l'incentivo. Questo incentivo moltiplicato per tutte le persone che pian piano andremo a far aderire, quindi non solo parrocchi ma anche persone fisiche, famiglie, aziende, imprese, ecco, questi soldi che frutto dell'incentivo sul consumo istantaneo, noi poi andremo, in base a un regolamento che poi la diocesi sta scrivendo, andremo a redistribuire a chi fa fatica a pagare le bollette. Pensate quanto importante è questo progetto, speriamo veramente che vada in porto, perché si parla di comunità finalmente, Presidente Criveller, una parola magica. Se tutti facessimo comunità, forse la vita di ognuno di noi migliorerebbe, perché è molto importante la parola comunità, inclusività, perché è questo che dobbiamo arrivare se dobbiamo e vogliamo raggiungere le fragilità. Ecco, Sindaco, cosa ne pensa invece di questo momento terribile che stanno passando molte famiglie? Abbiamo avuto prima Massimiliano Sarcinelli, che era titolare di queste colfe badanti, abbiamo sentito i costi che ha una badante a tempo pieno, ma anche di mezza giornata, queste persone che non possono farcela. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? I giovani che hanno bisogno di ascolto, gli anziani che hanno bisogno di ascolto, le imprese, gli artigiani, i commercianti che hanno bisogno di ascolto, ma che risposte potete dare voi? Perché fino là potete arrivare, eppure siete la figura più importante, siete voi i responsabili della salute dei vostri cittadini. Prego, Sindaco Guzzo. Eccomi qua, mi sentite bene? Sì, adesso sì. Ottimo. E stavo dicendo che giustamente tu, Mirella, ti do del tu. Certo. Mirella, hai citato giustamente quelle che sono tutte le compagini, no, della nostra società che stanno sì vivendo dei momenti difficili. Abbiamo citato gli anziani, abbiamo citato i giovani. Prima vi seguivo, prima del collegamento, quando stavate parlando di chi purtroppo mette a repentaglio la propria vita e purtroppo gioca con la morte, perché è questa la realtà dei fatti. Quindi ci sono tante emergenze che stiamo seguendo. Come sindaci ovviamente noi riusciamo ad arrivare fino a un certo punto, poi ci sono altre istituzioni che devono intervenire. Come riusciamo a intervenire? Penso ad esempio nel contesto sociale, dove cerchiamo come comitati dei sindaci di intervenire con progettualità nei territori per intercettare ad esempio il disagio giovanile. Oppure creare dei momenti formativi per genitori che possano seguire al meglio i figli. Ovviamente una partita importante è anche quella degli anziani, perché i bisogni degli anziani, soprattutto gli anziani soli che magari non hanno una rete familiare, sono tanti. Quindi il nostro compito è anche quello di intervenire in questo contesto, ovviamente nelle modalità e nei ruoli insomma che noi abbiamo. C'è anche sicuramente anche un tema a livello economico, quindi come giustamente citavi il settore dell'artigianato, dell'impresa. Anche questi hanno vissuto e stanno vivendo dei momenti difficili, e qui entrano in gioco anche delle dinamiche, ovviamente dei provvedimenti che magari non spettano a noi, però spettano logicamente ad altre istituzioni, penso ad esempio a livello governativo e quant'altro, ecco. Presidente Criveller, le nostre imprese che sono un fiore all'occhiello per il nostro territorio, abbiamo delle imprese eccellenti nel mondo, come hanno risposto a questa collaborazione, a fare comunità per dare delle risposte importanti? Chi produce di più aiuta chi non riesce veramente a pagare le bollette e produce meno. Prego, com'è stata la risposta? Tiepida, molto molto forte? Prego. Diciamo che c'è molto interesse verso questo modello di comunità energetica
che coinvolge una diocesi, quindi 1 milione di abitanti, 265 parrocchie. È un modello nuovo che ha trovato molta simpatia, molto consenso a livello nazionale. Infatti adesso ci saranno sicuramente molte diocesi che riproporranno questo modello. Siamo all'inizio, nel senso che noi inizieremo con una campagna di sensibilizzazione verso le parrocchie, ma anche verso le imprese, perché l'obiettivo è quello di arrivare a 1 megawatt per cabina primaria, per sottogruppo. 1 megawatt sono 1000 kilowatt. Una parrocchia che entra può mettere i 20-30 kilowatt, una famiglia ai 6 kilowatt. Ecco, per arrivare ai 1000 kilowatt ci servono anche le imprese, quelli che hanno i tetti buoni, i grandi tetti dove possono essere installati i pannelli. Ricordo che l'entrare o non entrare in una comunità energetica non porta nessun problema, nessun danno per chi entra, perché le dinamiche restano le medesime. Uno produce kilowatt, consuma quello che non consuma va in rete e il GSE rimborsa un tot a kilowatt. Il fatto che lui entri in comunità, questa dinamica non cambia. La forza della comunità, ecco il valore della comunità, sta che quello che mette in condivisione all'interno della cabina primaria, se consumato istantaneamente da un altro membro della comunità, nel consumo istantaneo c'è l'incentivo. Questo incentivo sarà per 20 anni. La somma di tutti questi incentivi porta denari alla comunità che la comunità dovrà distribuire. Lo farà in parte, serviranno per mantenere la struttura, una parte serviranno per ristorare chi mette l'impianto, una parte serviranno anche per ristorare chi consuma, perché alla famiglia che consuma gli cambiamo un po' la vita, nel senso che non farà più le lavatrici di notte in F3, ma andrà a farle a mezzogiorno in F1, quindi avrà un aumento di costi. Ma la fetta maggiore sarà destinata a quelle persone che oggi con le bollette vanno nei centri Caritas per farsele rimborsare. Allora, Sindaco, forse quello che sta spiegando molto bene il Presidente Criveler di questa novità, primo caso in Italia, forse ha bisogno anche di una squadra per arrivare anche a sensibilizzare quelle che sono le attività, le imprese, le famiglie. E io penso che la squadra che avete fatto dei sindaci, siete stati i primi a partire e capire l'importanza di fare squadra per dare delle risposte e migliorare la qualità della vita dei vostri cittadini. Sia fondamentale. Cosa ne pensa, Sindaco, dopo questa veramente spiegazione incredibile che abbiamo sentito? Sì, la spiegazione ci ha fatto capire quella che è l'opportunità di una progettualità come questa delle comunità energetiche. Sicuramente anche attraverso noi sindaci può passare il messaggio dell'importanza di aderire anche a questa, diciamo, un po' una rivoluzione, no? In quello che è il nostro territorio. Ci sono comuni che si stanno muovendo, io stessa sto facendo delle valutazioni, certo ci si può muovere anche in sinergia. Io credo che le esperienze che abbiamo vissuto in passato, penso a un'esperienza che ormai tanti noi sentono lontana ma in realtà vicina, ad esempio l'emergenza epidemiologica Covid, ci ha insegnato come giocare in squadra sia importante. Perché no? Anche in questo tema si può giocare in squadra. Dove giochiamo in squadra, e credo che lo dimostriamo come sindaci, riusciamo a portare a casa dei risultati per le nostre collettività, perché ovviamente noi operiamo, noi lavoriamo, noi giochiamo in squadra per portare a casa dei benefici, degli obiettivi, per far crescere al meglio il nostro territorio, soddisfare delle esigenze e anche dei bisogni anche di chi è più in difficoltà. Però, Sindaco, non sembra che quello che abbiamo sentito sia anche una partecipazione cristiana per la collettività? Ecco, non sempre si guarda al business, ma si cerca di guardare quello che ha di più, che può aiutare quello che ha meno. Non le sembra un messaggio veramente importante e veramente che fa capire l'importanza di mettere assieme chi ha tanto e chi ha poco? Perché è l'unica in Italia, forse gli altri non hanno ascoltato bene, ma penso che sia fondamentale questa partenza. Prego, Sindaco, poi sentiamo il Presidente Criveler.
Sì, sicuramente è focalizzato anche su questo concetto, no? Quindi cercare di fare incontrare chi può dare a chi ha bisogno di avere. Lo spiegava benissimo appunto con questo sistema immetto energia che se consumata in un determinato arco temporale di rilascio può essere consumata ad una, diciamo, condizione agevolata, e chi la immette in rete può avere dei benefici. Penso alla diocesi, ma penso anche a noi come amministrazioni. Ovviamente i benefici poi ricadono appunto direttamente nel territorio. Sicuramente è un valore di vita cristiana, perché questo modo di operare, questo modo di vivere la quotidianità e le nostre comunità è sicuramente un valore cristiano, è un valore anche sociale, quindi cristiano, ma va anche oltre, va alla socialità nel suo complesso. Allora, sentiamo il Presidente Crivellari, questa comunità partecipata, ecco, molto importante, una comunità cristiana partecipata, mi piace tantissimo. Per rispondere a Stefania da Vicenza, non so se il Presidente Crivellari aveva sentito, abbiamo bisogno di credere nella Chiesa, di credere ancora in Dio, nella religione. Ecco, mi sembra che siano telefonate importanti. Prego, Presidente, una partecipata cristiana sociale, bellissimo. Ecco, l'idea della comunità è pazzesca, è una cosa meravigliosa. Ecco. La Chiesa fa comunità, l'ha sempre fatta nei primi Novecento, quando ha condiviso la raccolta di denari con le casse rurali, poi con le scuole cattoliche, con le imprese, con le cooperative bianche. Di fronte a un'emergenza, che è quella dei consumi energetici, la Chiesa si sta mobilitando e ha sposato questo modello di comunità che è alle radici, ecco, del nostro essere, del nostro credere. E soprattutto perché qui non c'è un business, non è che uno entri per portare a casa qualcosa, uno entra perché quello che non produce, cioè quello che non consuma, lo mette in rete, su quello che non consuma e va in rete comunque ha un rimborso, che nessuno glielo tocca, ma il fatto che immetta e qualcun altro consuma, ecco, questo crea quindi la condivisione, l'esserci, e quindi sapere che probabilmente a quest'ora manca qualcuno che consuma, quindi la ricerca del consumo. Questo è una organizzazione, una comunità è una organizzazione, e alla base di tutto questo è proprio il sostegno e la solidarietà e il bisogno, ecco, di Io la vedo, Presidente Crivellari, anche come un'opportunità di lavoro, sbaglio? Beh, è chiaro che la nostra struttura a un certo punto crescerà, e quindi spero che cresca molto, e ecco perché il nostro appello è anche ai comuni, perché nel consumo istantaneo abbiamo bisogno delle scuole, per esempio. Abbiamo tante scuole noi in diocesi, ma anche le scuole dei comuni, perché è nel consumo istantaneo la forza, cioè quello di anche quest'idea di produrre in loco e di consumare in loco, quindi non fare trasporto che ha costi enormi dell'energia. Ha un'idea, c'è un'idea di fondo che è molto bella, che io non so se riesco a esprimere l'entusiasmo che ho anche quando parlo di questa cosa, ecco, perché è una cosa pazzesca, ecco, lo dico spesso, lo dico sempre, ecco. Ma soprattutto anche dei sportelli all'interno dei comuni, non sarebbe male, perché anche la gente vuole informarsi quali sono i recapiti. È vero che ancora si sta partendo, però è da poco che si costruisce il tanto, e con l'informazione, perché noi delle volte sentiamo tantissime cose bellissime che fanno anche i sindaci, poi arriva la telefonata che dice: sindaco, io vivo nel suo paese, nel suo territorio, ma non so niente. Eppure l'informazione è fondamentale. Cosa dice, sindaca? Sì, l'informazione in effetti è fondamentale, anzi penso che sia il biglietto da visita che noi abbiamo nei confronti dei nostri cittadini. Sicuramente l'informazione anche su questo dovrà essere data nel momento in cui ci saranno degli sviluppi, perché come dicevi, Mirella, siamo ancora un po' all'inizio, no? Certo è che nel corso del tempo, dando le informazioni, i cittadini potranno diciamo raccogliere tutte le informazioni di cui avranno bisogno.
In effetti ho detto un'opportunità di lavoro proprio per questo, siccome siete a corto di personale, da tutte le parti fate acqua, perché giustamente lo dite, cosa facciamo con una persona, 2 persone, specialmente nel sociale, capisce Presidente Criveller che io volo alto, cioè miro alto e dico, ma chissà magari che finalmente si faccia squadra anche all'interno dei comuni, sopportare anche questi sindaci che ce la stanno mettendo tutta, sono gli unici che danno risposta in un'importante iniziativa e conoscenza di questa realtà. Prego Presidente Criveller. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, siamo all'inizio. Noi intanto c'è il settimanale diocesano La Vita del Popolo che è partner, media partner. Intanto l'abbiamo detto che non si sapeva, lo sappiamo. L'ho detto così faccio un po' di pubblicità. E poi noi stiamo lavorando a un portale, un sito assieme al partner tecnologico che è il gruppo Regal Grid, proprio perché uno può entrare, si registra, esprime il desiderio di partecipare, già fa un piccolo inserimento, se ha un piccolo impianto fotovoltaico scrive dei dati in modo tale che noi sappiamo che se adesso noi partiremo con una parrocchia, 2, perché dovremo creare un modello che poi sarà replicabile, quindi abbiamo alcuni parroci che si sono già resi disponibili, andremo a monteranno questi pannelli fotovoltaici, chi 30, chi 40 kW, poi andremo a collegare alcune famiglie e vedremo vedremo se la macchina funziona. Poi questa macchina, che sarà piccola, si moltiplicherà e diventerà grande. Ecco. Perché ricordo una cosa molto importante, che questa cosa degli incentivi non è infinita per tutta la vita, nel senso che intanto c'è la scadenza del 2027, prima cosa. Seconda cosa, noi dovremo arrivare ai 5 gigawatt, che significa 5 milioni di kilowatt. Se la diocesi di Treviso vuole arrivare a 1 megawatt per ogni cabina, ne ha 33, e quindi capiamoci, se a livello nazionale noi abbiamo 2000 cabine primarie, significa che se su ogni cabina primaria c'è 1 megawatt, arriviamo già a 2 milioni di kilowatt, quindi non è che ci sia tanta, la coperta è abbastanza stretta, ecco perché siamo partiti, perché dobbiamo arrivare prima degli altri, ecco, perché probabilmente a un certo punto questa cosa delle comunità energetiche esploderà. E quindi ci sarà la comunità energetica della diocesi, la comunità energetica degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori, e quindi poi uno dovrà scegliere dove partecipare, ecco, dove andare. Ecco. Uno sceglie la comunità energetica della diocesi perché sa che una gran fetta degli incentivi sarà destinata al sostegno della fragilità energetica. Bellissimo veramente, però Presidente Criveller, lei parla da Presidente, ma io sono sicura che attorno a lei c'è una squadra di giovani, una motivata, basta sentire il suo ottimismo. Cosa ci racconta? Questi giovani con lei si confronta, che non sono i bulli, i bulletti che vediamo tutti i giorni, sono giovani che credono, come diceva Stefania, credono nella religione, credono nel migliorare la qualità della vita degli altri, di mettersi in gioco. Cosa ci racconta, Presidente? Sentiamo anche i buoni esempi. Allora, è chiaro che questa struttura, siamo all'inizio, è vero che siamo partiti 2 anni fa, ma abbiamo costituito il 22 di dicembre la struttura energetica, la struttura giuridica, scusate, e quindi adesso dobbiamo costruire su ogni cabina primaria, che vuol dire 2-3 comuni, una decina di parrocchie, dobbiamo costruire un gruppo di persone, di volontari che poi a sua volta andranno a spiegare nelle serate lunghe d'inverno cos'è questa roba qui, come si può sviluppare, come si può aderire. Ecco. È chiaro che siamo partiti, abbiamo fatto un incontro così l'altro giorno, eravamo una decina, ecco, a parte i giovani, io sono un ex giovane, ma comunque è chiaro che questa cosa della sostenibilità trova molto consenso tra i giovani, c'è entusiasmo tra i giovani, dobbiamo dargli degli strumenti, e credo che attorno a questa idea di sostenibilità che la diocesi ha messo in campo possa trovare molti giovani che potranno a loro volta convincere altri giovani. Io sono molto fiduciosa e la ringrazio di essere qui oggi, Presidente Criveller, perché veramente siamo
i primi proprio come creatività, e questo lo dimostra anche nel nostro territorio. Ecco, questo vescovo che ha guardato molto in avanti, questo è un illuminato, perché per fare questa cosa gli unici, i primi in Italia che partiranno, capisce l'importanza anche della valorizzazione del territorio e delle sue figure. Sindaco, i giovani è il vostro mondo, il mondo anche politico, lei fa parte di un partito politico, questo giovane che voglia risposte, questo giovane che abbiamo visto anche con la Gioconda fa degli atti attualmente incredibili, molti le criticano in maniera molto forte, ma soprattutto perché loro ci tengono all'ambiente, alla sostenibilità, al mangiare sano, a respirare bene. Cosa ci racconta, Sindaca? Allora, i giovani sicuramente sono un patrimonio fondamentale per le nostre comunità. Io stessa all'interno del mio consiglio comunale, della mia, diciamo, compagine amministrativa, ho dei giovani consiglieri. Quindi quando sento a volte dire ma i giovani non capi voglia di fare niente, no, non è vero. Ci sono giovani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di impegnarsi nella politica, ma anche nella comunità, nella propria parrocchia, ad esempio. Quanti giovani ci sono che hanno voglia di dare il loro contributo all'interno delle parrocchie, nelle varie attività che vengono svolte. Credo che dobbiamo essere noi anche a creare le condizioni per coinvolgerli. Certo che questo deve essere unito poi alla loro volontà, e su questo c'è un passaggio importante, a mio avviso anche educativo, da parte delle famiglie, quindi far capire a questi giovani, educare questi giovani affinché possano dare un contributo dove loro ritengono di essere più, voglio dire, portati a livello amministrativo, parrocchiale, sociale o quant'altro associativo alle nostre comunità, anche perché io dico sempre ai miei giovani il futuro ce lo dobbiamo anche costruire noi, e se vogliamo che il nostro futuro sia un futuro positivo dove possiamo sviluppare i tanti progetti che possiamo avere come giovani, dobbiamo anche impegnarci e cercare di dare il nostro contributo affinché possano essere realizzati. Quindi spazio ai giovani, diamo loro l'opportunità di crescere e accogliamo al nostro interno questi giovani che hanno voglia di fare qualcosa per le nostre comunità, per i nostri paesi e anche le nostre associazioni. Anche le associazioni hanno bisogno di giovani, di qualsiasi tipologia di associazioni parliamo, penso a quelle sportive ma anche quelle ricreative, a scopo culturale e quant'altro. Quindi cerchiamo di creare a loro spazi, però dico ai giovani impegnatevi anche voi, perché gli spazi ci sono, ma anche voi dovete fare la vostra parte. E soprattutto, ricollegandomi al tema che stavate affrontando prima che prima che mi collegassi, faccio un appello ai giovani: non fatevi ingannare da questi voglio dire sfide, no, che ci sono tra giovani, questi bulli, perché veramente si rischia di incontrare la morte, e la vita, come ricordavate prima giustamente, è una sola, va apprezzata, va custodita, e non bisogna cercare di farsi illudere magari da falsi miti che incontriamo nel nostro percorso di vita. Questo è un appello importante che ci terrei arrivasse a tutti i giovani, se ce ne sono che ci stanno seguendo, ma anche alle famiglie stesse, affinché con il loro intervento educativo facciano capire ai loro figli questo. Io ho un figlio piccolo di 2 anni, quindi ancora tutta la vita di fronte, deve crescere, e spero veramente di riuscire da genitore a far passare questo messaggio a mio figlio, affinché possa condurre una vita nel rispetto della vita stessa che gli è stata donata, e soprattutto anche nel rispetto degli altri, perché questo è fondamentale nelle comunità in cui viviamo, anche il rispetto per gli altri. Però, Sindaca, devo anche aggiungere che il Presidente Crivellera ha detto una cosa importante: dobbiamo dare a questi ragazzi gli strumenti per entrare in questi meccanismi. Mi sembra che di strumenti ne abbiano molto pochi. Ecco, mi sembra che non ci sia più la volontà di ascoltare questo ragazzo e le esigenze che ha. Perché sono stati invitati in 2 istituti, che lo dico molte volte qui al mattino, di Treviso, uno a Ricatti e da un'altra parte, e una ragazza, una studentessa, ha detto ai loro docenti: abbiamo bisogno di ascolto, voi dovete ascoltarci di più, perché ognuno di noi
è una persona a sé con molto da dare se ci ascoltate. Non le sembra che forse mancano gli strumenti e che tutto a pagamento? Allora parliamo di servizi anche d'estate, centri estivi a pagamento, se vuoi fare sport a pagamento, musica a pagamento, cioè tutto a pagamento, regole nelle case, in certe case molto poche. Troviamo minori che ne fanno di tutti i colori, abbiamo sentito il sindaco prima che ha detto nonostante l'evidenza, ecco, difendono l'indifendibile anche con una foto che mi ha fatto vedere e dicono che non è il loro figlio. Allora se non cominciamo a mettere delle regole e dare degli strumenti a questi ragazzi, quei pochi che abbiamo, una parte sono bravi, ma c'è anche quella parte che non possiamo perdere, è là che dobbiamo puntare. Cosa dice sindaca? Sì, sicuramente dobbiamo puntare su questa fetta di giovani, quindi andare a intercettare quello che è, come dicevo prima, il disagio giovanile. Non a caso in molti contesti, penso non solo nel mio comune, ma sicuramente anche in tutti gli altri comuni, ci sono diverse progettualità, ad esempio, che vengono calate, costruite insieme agli istituti presenti nei nostri territori per poter creare degli sportelli di ascolto. Nel mio comune c'è, dove gli studenti possono esprimere in completa sicurezza, con riguardo della loro privacy e quant'altro, dei disagi che magari possono vivere in famiglia, come magari nella società, nella classe, nel contesto in cui vivono. Ecco, sicuramente è importante ascoltarli. Nel ruolo nostro come sindaci, ovviamente, come possiamo farlo? Adottando tutte queste buone pratiche, quindi sportelli di ascolto nelle scuole, e quindi le scuole devono lavorare in sinergia con le amministrazioni e lo stesso le amministrazioni lavorare in collaborazione con gli istituti, quindi deve esserci un rapporto fondamentale tra il mondo scuola e istituzione, quindi amministrazione, governo del territorio. Però anche altre progettualità come quelle che accennavo all'inizio del nostro collegamento, quindi quelle progettualità che vengono elaborate nell'ambito del contesto dell'azienda sanitaria, volte a creare degli spazi adeguati dove poter seguire questi ragazzi che esprimono un disagio, o degli spazi dove cerchiamo di evitare che questo disagio venga a crearsi. Noi possiamo lavorare in questo contesto come sindaci, poi adesso parlo come persone private, quindi come cittadini, dobbiamo lavorare anche all'interno delle comunità in cui viviamo affinché possano essere intercettati questi ragazzi con bisogni particolari, che hanno bisogno di attenzioni particolari perché stanno vivendo una fase delicata, ecco, oppure anche prevenirli all'interno delle nostre famiglie a livello educativo, ma anche insieme alla società creare un contesto in cui vivono i ragazzi adeguato alla loro crescita. Allora, Presidente Criveller, noi parliamo di diocesi, quando parliamo di diocesi di Treviso la prima cosa sono i giovani che ci vengono in mente, forse è là che li vediamo più spesso e molti, ecco, vuol dire che siete ancora attrattivi, che credono, perché in effetti nel mondo del volontariato ne vediamo veramente pochi, invece quando vi muovete voi i giovani si vedono. Ecco, com'è che li catturate? Io ho avuto, non mi ricordo che dono ho avuto ospite che ha detto io riesco a raggruppare i giovani perché credo, perché li stimolo. Prego Presidente, come commenta anche le parole della sindaca Guzzo? Ma a parte che stiamo un po' andando fuori. Vabbè, ma parliamo un po' di tutto, dai. Sì, lo so che venire da lei è sempre un po' pericoloso. Io ritorno sulla comunità energetica, nel senso che è un messaggio positivo, è un messaggio bello, che guarda a una transizione ecologica giusta, socialmente sostenibile. Messaggi positivi. Abbiamo moltissimi giovani che sono positivi, che sono dei bei giovani, ma sono tantissimi. Forse, ecco, l'unica cosa che mi permetto di dire è che probabilmente si dà troppo spazio a questi casi, ecco, che ci sono, per carità, sono importanti, vanno affrontati, ecco. Ma si parla poco di giovani invece che partecipano, per esempio, alle veglie diocesane, che sono migliaia e migliaia. Sentite? Quindi non si dà spazio, ecco. E sono giovani che stanno in chiesa 3-4 ore, ecco. E quindi ci sono tantissimi bravi giovani, ecco. Forse si parla poco, ecco. E mi fa piacere che lo dica perché io cerco sempre di portare i buoni esempi
di esempi importanti che danno questi giovani anche nel territorio, però capisce bene Criveler che devo parlare anche di quei pochi che veramente, se riuscissimo a capire, forse di ascoltarli di più e di intrigarli di più, perché io sono convinta che alla fine poi, se li grati non sono poi così male come vorrebbero far vedere, è che c'è qualcosa che non funziona, c'è un anello che manca in certe famiglie per collegare famiglia, scuola, ma anche e soprattutto comunità. Ecco, questa comunità che forse si è un po' allontanata sia dal diversamente giovane che da quella che è la famiglia tradizionale. Cosa dice il sindaco Guzzo? Lei che veramente tutte le mattine si alza, e come dicevo prima al sindaco Daniele Dalanese, ecco, avete un problema, cosa succederà oggi, come farò a dare risposte a tutte quelle persone che busseranno alla mia porta, visto che siete l'unico veramente punto di riferimento che hanno i cittadini, perché non ce ne sono altri, sindaco. Adesso poi sentiamo parlare solo di elezioni, quei problemi che abbiamo. Io domani ho un banco solidale, perciò so benissimo di cosa parlo, e come me tantissime associazioni che stanno cercando di mettere le pezze dove la politica in tutti questi anni non le ha messe, tanto è vero che sono aumentati i banchi alimentari e la povertà che fa veramente tremare i polsi. Prego, sindaca. Sì, sicuramente c'è un dato di fatto, ovviamente la nostra società è cambiata nel corso degli ultimi decenni, quindi è cambiato radicalmente il modo di vivere le nostre comunità e la nostra famiglia, ma è il progresso stesso, l'evoluzione naturale della società che ovviamente ha creato anche un naturale cambiamento di quello che è il nostro stile di vita e soprattutto la vita nell'ambito proprio delle proprie comunità, quindi parlo di vita sociale, di vita familiare. Detto questo, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio in questo cambiamento, quindi come dicevo prima cercare di adottare tutti quegli strumenti che ci permettano di navigare nel miglior modo possibile, aprendo le nostre porte a tutti. Noi sindaci ogni mattina quando arriviamo nella nostra sede municipale sappiamo già che troveremo sicuramente delle situazioni particolari che dobbiamo purtroppo affrontare. Ciò nonostante non debordiamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per far crescere le nostre comunità nel miglior modo possibile, tutelando tutti, dal minore all'anziano, a coloro che hanno bisogno, a chi magari ha perso il lavoro, sta vivendo un momento di difficoltà. Quindi la nostra società è cambiata e stiamo cercando di fare del nostro meglio come amministratori per intercettare quelle che sono le esigenze e fare ciò che possiamo, certo con le risorse a disposizione, perché come giustamente dicevate prima anche noi abbiamo delle risorse limitate, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio con quello che c'è a disposizione. Allora andiamo a vedere questo servizio a Treviso, proprio che si parla di aiutare queste giovani coppie, case attere. Andiamo a sentire. Vediamo se parte. Troppo ricchi per entrare nelle graduatorie delle case popolari, troppo poveri per poter prendere un appartamento in affitto nel libero mercato. Semplificando al massimo può essere definita così la situazione nella quale si trovano molte giovani coppie che vorrebbero mettere su famiglia, ma vuoi per lavori precari, vuoi per basse retribuzioni, pur lavorando fanno fatica a trovare una casa dove andare ad abitare. Proprio per andare incontro a queste persone, l'Ater di Treviso ristrutturerà un gruppo di alloggi non ERP. Proprio per dare una risposta anche a un ceto medio che è la giovane coppia, abbiamo deliberato di ristrutturare, mi sembra 12 o 14 alloggi di edilizia non ERP ma del libero mercato, quindi a immobili che andranno fuori sui 200-300 euro d'affitto, ma potranno dare la risposta a quelle giovani coppie che oggi non trovano nel libero mercato e non riescono a rientrare nelle graduatorie ERP. Questi alloggi vanno ad aggiungersi ai 24 nuovi appartamenti inaugurati in via Castagnola a dicembre e messi a disposizione nel nuovo bando di Treviso, più altri 24
4 nel lotto a fianco, mentre stanno partendo i lavori dei primi 36 nuovi alloggi di Monigo. Ater sta investendo anche in ristrutturazioni per appartamenti che a causa delle spese condominiali altissime sono vuoti, come al Biscione di San Paolo, dove sono partiti i lavori di efficientamento energetico per quasi 2 milioni di euro, lavori che una volta ultimati renderanno appetibili una trentina di alloggi ora vuoti. Allora, Presidente Criveler, come commenta? Anche questa potrebbe essere un'opportunità, prego. Sicuramente è un'opportunità, dobbiamo montare pannelli fotovoltaici e condividere energia in loco, questa è la sfida, dobbiamo arrivare preparati al 2050 dove c'è una chiamata e dove dovremmo essere pronti. Ecco, l'Italia su questo sta investendo, mette dei denari e dobbiamo esserci. Ecco. Senta, prego. La comunità energetica che la diocesi ha costituito è una risposta a un problema che è immenso, ma è una risposta concreta a una situazione. Noi vogliamo provarci, perché può essere anche che non funzioni, nel senso che hai visto l'ottimismo che ha, Presidente, dai, ci mancherebbe. Sì, no, lo dico perché mi piace anche dire che non è che ci sia ci sono tanti convegni sulle comunità energetiche, ma di concreto non c'è ancora niente. Ecco. Il nostro esempio è un piccolo esempio concreto, ma siamo all'inizio. Speriamo di arrivarci. L'importante è partire. Io sono dell'idea, Criveler, che bisogna sempre partire, perché se hai paura di partire non arrivi mai da nessuna parte. L'importante è partire. Senta che Presidente Criveler, perché mi ha detto che è pericoloso venire qui da me, che sono curiosa. No, ho detto che stavamo parlando di comunità energetiche e siamo finiti a parlare di giovani. Vabbè, ma si parla un po' di tutto, no? È un uomo, nessuno ha paura della rosca. Una persona nella comunità, e di cosa dobbiamo parlare anche di quello, no? La vita di tutti i giorni che anche lei, quando si alza, deve affrontare come tutti noi. Abbiamo Leone da Trebaseleghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora, io sono a favore dell'energia fotovoltaica, perché ho i pannelli sulla mia casa, sono tanti anni che li ho, però qui intorno io ho poco entusiasmo, cioè ci sono tutte le case qua sono senza pannelli fotovoltaici, non hanno poca voglia di installarli, poi si era detto che si sarebbero messi questi pannelli sugli edifici pubblici, io non vedo niente, cioè non vedo movimento, cioè c'è poco entusiasmo su questa cosa, non so perché. Anch'io penso che sia una cosa fantastica per prendere, perché io produco la mia energia e sono contento, però vedo poco interesse attorno, non riesco a capire perché. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, hai fatto benissimo a dirlo, perché sai perché? Perché non spiegano, non funzionano. Una volta, io dico sempre, Sindaco Aguzzo, che c'erano i comitati di quartiere, dove tu andavi, ecco, e riuscivi a capire anche cosa succedeva, potevi fare le tue riflessioni, condividerle o meno. Adesso non abbiamo un po' punti di riflessione. Chi è che spiega? Dov'è la trasparenza anche su iniziative molto importanti che avvengono nel territorio? Forse anche questo, che manca una comunicazione per avere una conoscenza. Basta vedere anche nell'unione, nei fusioni dei comuni. Se il sindaco spiegava bene, il cittadino, il paesano capiva e votava sì o no sapendo quello che votava. Ma se il sindaco non spiega e li manda allo sbaraglio, abbiamo visto cosa è successo con questi campanili che sono sempre più alti rispetto a altri invece che vorrebbero eliminarli. Prego Sindaca. Sì, sicuramente la comunicazione è fondamentale, su questo ci sta una riflessione, andare a implementare la nostra comunicazione nel territorio per raggiungere il più possibile i nostri cittadini. Può essere un'occasione di informazione l'evento pubblico, però potrebbe essere anche l'incontro appunto apposito con i cittadini. Ad esempio io mi sto programmando per fare nel corso di quest'estate, probabilmente nel periodo di giugno-luglio, degli incontri con la cittadinanza per aggiornarli su quella che è l'attività amministrativa. È da un po' che non venivano fatti e mi sono resa conto che
dobbiamo farli, perché dobbiamo raggiungere i cittadini, spiegare quello che è stato fatto in questi anni, in questi mesi, insomma cosa stiamo facendo come amministrazione, al di là poi delle opere pubbliche che vedono. Penso ad esempio sto facendo un'importante operazione di efficientamento energetico delle nostre scuole medie a livello energetico e sismico. L'opera pubblica viene vista, magari c'è molto altro che non viene visto ma che è una parte fondamentale dell'attività amministrativa, e su questo possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. La comunicazione è fondamentale, quando viene fatta e soprattutto anche come viene fatta. Benissimo, allora Presidente Criveller, come ci saluta e che appello vorrebbe fare questa mattina, visto che ha l'opportunità di essere ascoltato da molte persone, anche da artigiani, commercianti, perché chiamano tutti, prego. Allora, intanto ringrazio per l'invito e di questo spazio che mi è stato concesso per spiegare, ecco, questo progetto che come diocesi, io ne sono anche economo, e abbiamo iniziato a percorrere. L'invito che faccio è che a un certo punto noi faremo una chiamata, chiameremo all'appello le persone, imprese, negozi, scuole, perché vogliamo che in questa comunità energetica di Treviso possano entrare tantissime persone, perché più siamo, più riusciamo ad accantonare risorse che noi vorremmo poi destinare a chi che è in una situazione di forte difficoltà. Grazie al Presidente, veramente grazie Criveller, Presidente Fondazione Diocesi Treviso Energy, di essere stato con noi. Ha detto anche qualcosina di come uomo, come persona, che mi fa molto piacere, anche se veramente delle volte l'intrigo un po' troppo, ma vale la pena, perché sennò è l'unico punto di riferimento che abbiamo qualche volta. Se qualche dono viene qua rimane solo il farmacista, perché ormai manca tutto. Grazie veramente Presidente Criveller. Sindaco Aguzzo, come ti saluta? Allora, vi saluto con innanzitutto il messaggio che ho detto prima ai giovani, quindi mi raccomando con loro la vita è preziosa, di custodirla, tutelarla nel miglior modo possibile. Questo è il primo messaggio che voglio dare. Tornando poi a tutto ciò di cui parlavamo prima, il mio messaggio è a tutti i cittadini, non solo i miei, ma tutti quanti in generale, perché riscontro che a volte la parte, voglio dire, pubblica, le amministrazioni, a volte vengono sentite anche la politica stessa come qualcosa di lontano. Noi invece siamo vicini ai cittadini e siamo qui per lavorare per i nostri cittadini. Quindi il mio appello è: non abbiate paura a confrontarvi con le amministrazioni, a confrontarvi con la politica, a dare i suggerimenti, e soprattutto noi ci siamo. Parlo adesso a livello magari di criticità che ci possono essere nei nostri territori. Le amministrazioni ci sono e sono qui per ascoltarvi, quindi siamo a vostra disposizione. È il nostro ruolo, perché noi siamo eletti per cercare di far crescere, gestire e tutelare al meglio il nostro territorio, e le nostre porte come sindaci e amministratori sono sempre aperte per i nostri cittadini. Quindi il mio messaggio è: noi ci siamo qui, e come dicevate prima, la sinergia e lavorare in squadra è fondamentale, perché solo così possiamo portare a casa dei risultati importanti per i nostri territori. Parlo non solo di politica, di amministrazione, ma anche ad esempio di vita cristiana e molto altro ancora. Grazie a Paola Aguzzo, Sindaco di Godega di Sant'Urbano, secondo mandato Lega. Grazie, pubblicità. Saluto veramente, sono veramente grata che sia qui con noi Dino Ponchio, Presidente CONI Veneto, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Allora, cosa ci racconta Presidente Ponchio? Un pezzo che non ci vediamo, abbiamo sentito molte cose, abbiamo sentito anche molti numeri, anche molti milioni su cose veramente che serviranno o non serviranno. C'è questa volontà da parte del Presidente di proseguire in questa campagna acquisti da parte di questa realtà che sono le Olimpiadi, questa giostra infernale che sta arrivando con opere veramente anche importanti, qualcuno dice, altre meno importanti, ma che vogliono far diventare importanti. Ecco, cosa vede dal suo osservatorio, Presidente Ponchio? Vedo
Vedo Rosa, intanto ringrazio dell'invito e vengo sempre molto volentieri dalla signora Mirella, ma vedo nel panorama dello sport una cosa molto importante intanto che metto in premessa. Lo sport è entrato in Costituzione, grande passo in ritardo, in ritardissimo, ma meglio tardi che mai. Lo sport è riconosciuto in Costituzione, quindi nessuno ora si può permettere di nascondersi dietro il dito e dire ma lo sport c'è, non c'è, e intendo Stato, regioni, enti locali, comuni, province, chiunque, fondazioni, enti pubblici e privati possono dire che lo sport è accessorio. Non siamo accessori, siamo in Costituzione, abbiamo tra virgolette il diritto, anche se è brutto dire così, di essere aiutati e riconosciuti, quindi grande passo in avanti. Poi vedo che lo sport è tornato a livello di base, numero di tesserati e attività di base a pre-Covid, quindi siamo molto contenti. Lo sport con le sue forze fondamentalmente, ma diciamo anche con l'aiuto esterno, ha superato la pandemia del Covid-19, la prima pandemia, ha superato, tirando la cinghia, il mondo dello sport quasi da solo. Ha superato la seconda pandemia, come la chiamo io, quella dello scoppio dei costi energetici, che ha fatto schizzare la gestione degli impianti a livelli, come tutti insomma i costi, che è stata superata per qualche aiuto di qua e di là del governo, anche della regione, in questo caso ha fatto un po' ha fatto la sua parte, ma è stata superata soprattutto perché il gas è tornato a livello precedente, insomma, quindi sono scesi i costi. Adesso, e quindi questo l'abbiamo fatto. In questo momento lo sport è aggredito in modo pericolosissimo dalla terza pandemia, che è dal 1° gennaio l'applicazione della perversa, punitiva, proterva, provocatrice legge di riforma dello sport e soprattutto nell'applicazione del lavoro sportivo, che potrà creare grandi problemi a tutto il mondo dello sport, con le complicazioni burocratiche, amministrative, fiscali, tributarie e alla fine con l'aumento dei costi creerà problemi a tutti, ma alle piccole società in particolare. Ma chiudo questa digressione dicendo che lo sport ha al suo interno degli anticorpi, io dico grossi così, che riuscirà a superare anche questa terza pandemia. E soprattutto anche questo messaggio di questo giovane Yannick Sinner che fa capire l'importanza dello sport, ecco, come può migliorare la qualità della vita dei ragazzi questo sport, soprattutto questo ringraziamento di questo ragazzo per primo alla famiglia, che l'ha lasciato libero di decidere, libero di prendere la propria strada indipendentemente di quello che era, ma soprattutto il riconoscimento che dovremmo a questo ragazzo, perché a mio avviso ci saranno tanti ragazzi e ragazze, persone che lo seguiranno. Ecco, io l'ho sentito parlare, l'ho visto come si muove e devo dire tanto di cappello a questo ragazzo, ma anche tanto di cappello a questa famiglia che ha cercato di dare proprio con l'onestà, la sensibilità e soprattutto con la modestia, ecco, questi valori fondamentali per crescere sano e dritto. Speriamo che continui. Saluto anche il dottor Camillo Burato, questa mattina parleremo di esperto in biomeccanica, ecco, parleremo di questo importante settore. Allora, dal suo osservatorio, dottor Burato, cosa ci racconta? E grazie di essere qui. Signora Mirella, come sempre un piacere essere con voi. Io sono uno sportivo, essendo senior pongo l'accento e parto da quello che ha detto il dottor Ponchio. Lo sport non è accessorio alla Costituzione, anzi. E vorrei dire una cosa di più. Ancora 8 anni fa, col SINFER, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, e anche le società dei pazienti reumatici e diabetici, abbiamo messo in piedi un programma che si chiama Muoviti Muoviti.
E con questo vuol dire per promuovere l'attività fisica e anche lo sport come prima medicina. Studi innumerevoli, abbiamo fatto l'ultimo convegno a Venezia a ottobre, coinvolgendo la Lega del Filo d'Oro, le società di pazienti reumatici, diabetici e quant'altro. L'attività fisica fa bene a tutte queste patologie, quindi permette di intanto mettere in moto le endorfine e quindi stare meglio tutti. Quando noi andiamo a farci la passeggiata, anziché andiamo a farci la partita di tennis amatoriale o calcetto o quant'altro, Nordic walking, noi mettiamo in moto delle endorfine, stiamo meglio, ma soprattutto sta meglio la salute. Il discorso cardiovascolare quindi ne beneficia. Nel diabete ovviamente vari studi hanno dimostrato che facendo almeno mezz'ora di attività fisica al giorno miglioriamo significativamente la nostra qualità di vita e le nostre aspettative di vita. Ecco, questo è il primo messaggio che mi permetto, agganciandomi anche sul tema sportivo. E ha fatto bene, dottor Burato, perché quello che ha detto lei l'ha detto anche il professor Gerosa, sto parlando dello scopritore del cuore artificiale che ho avuto ospite, ha detto l'importanza di fare veramente attività fisica, basta mezz'ora al giorno, non aggrappiamoci sugli specchi, non costa niente, delle belle passeggiate, ecco, che fanno benissimo. Ecco, forse siamo diventati pigri, anche questo bisogna dirlo, la pandemia ha molto penalizzato e adesso si fa anche fatica ripartire, specialmente i diversamente giovani, che i giovani, abbiamo sentito i numeri che ha detto il presidente Ponchio, fanno ben sperare, ma quello che mi preoccupa sono i diversamente giovani, perché non riusciamo ad accompagnarli in questo percorso anche molto complicato. Allora, dottor Burato, andiamo a vedere anche questa storia di Massimo che poi lei commenterà. Andiamo e cominciamo con Massimo, andiamo a vedere. Io faccio l'avvocato, specializzato in ambito penale. Per fare l'avvocato penalista bisogna essere anche degli atleti dal punto di vista fisico. Lavoro a Merate, in uno studio associato, siamo una decina di avvocati, molto spesso senza orari perché è logico che finché una cosa devi prepararla, poi a quel punto rientri a casa e ti dedichi alla famiglia. Riuscire nell'arco della stessa giornata a mettere insieme tutto non è affatto semplice. Io ho la passione della corsa. Mercoledì sera ci andiamo a trovare a Montevecchia, dove io abito, si fa un percorso nel Parco del Curone. E io sono e resto, come mi definisco, un tapascione, cioè un amatore. Il tapasciate sono quelle corse domenicali che vengono organizzate nei paesi, qui da noi, no? E comunque sono corse che radunano 1000-2000 persone. È chiaro che poi correndo con gente più forte di te o comunque più abile, ed essendo anche competitivo, il gusto poi di fare cose sempre più difficili ti viene. Quindi mi piace la competizione, mi piace cercare di progredire, impegnarmi per farlo, sia in ambito lavorativo che in qualsiasi altro ambito. Attualmente io faccio una media di 70-100 km alla settimana, tutti su sterrato. Il problema è che correre abitualmente distanze di quel tipo lì su quei determinati fondi può implicare un indebolimento dal punto di vista delle articolazioni. Ho dovuto affrontare, gestire e grazie a Dio risolvere dei problemi di natura tendinea. La raccomandazione lì poi è sempre stata quella, riposo, ghiaccio, verifichiamo, disinfiammiamo, però a me piaceva correre e quindi mi sono cercato una soluzione alternativa, mi sono documentato sui plantari. Far retrocedere un'infiammazione senza sospendere l'attività è difficile e allora ho iniziato a utilizzare i plantari Podartis. Io ne ho tratto un beneficio fenomenale.
Io quello che faccio con i plantari Podartis è molto semplicemente quello di togliere il plantare che c'è, la soletta che c'è nella scarpa e inserirci il plantare. Il beneficio per me è quotidiano. Io con quei plantari lì ho risolto i miei 2 problemi, perché nel correre mi sostengono l'arcata plantare, che tenderebbe naturalmente a annullarsi, e mi sostengono il metatarso, mi scaricano la tensione. La sensazione quando corro è una sensazione quindi di sostegno. La sensazione nel momento in cui li tolgo è invece una sensazione di leggerezza, cioè mi sembra di aver camminato tutto il giorno in ciabatte. Nella mia quotidianità lavorativa affatico meno il piede, quindi torno a dire, a me il plantare Podartis nella quotidianità mi serve per avere un pochino più di beneficio in termini di comodità. Poi io i plantari me li uso anche sulle scarpe civili ordinarie, perché comunque, ripeto, la sensazione è che ti danno un supporto. Sto andando avanti con gli anni e con il lavoro che comunque ti impone di stare in piedi, io torno a dire, i plantari li uso tutta la vita. Allora, come commentiamo, dottor Burato, questo importante servizio che lei ci ha mandato e che abbiamo fatto vedere? Prego. Siamo partiti dallo studio della biomeccanica, di come ci muoviamo quotidianamente e anche come acceleriamo l'attività, le influenze, le conseguenze che possiamo avere sul nostro corpo. Non parlo solo dei piedi. I piedi, come diceva Leonardo da Vinci, sono il cervello periferico. Dai piedi sono quelli che ci sostengono, ci danno l'equilibrio. Parlando di noi senior, prevengono le cadute se noi abbiamo un buon equilibrio. Quindi dobbiamo salvaguardarli, ma sopra hanno collegamenti con le ginocchia, con le anche, con la colonna. Un mal di schiena molto spesso viene da un'errata postura e un appoggio scorretto. Abbiamo fatto degli studi approfonditi per questo con il laboratorio del movimento dell'Università Rizzoli di Bologna, il professor Giannini. Siamo andati a testarli a Livorno con le nostre forze speciali e abbiamo messo a punto dei prodotti che possono essere particolarmente interessanti. Parlava prima di Gerosa. Gerosa è un amico e ha partecipato all'ultimo convegno che abbiamo fatto di disseminazione a Venezia al Circolo Ufficiali della Marina, e lì tra l'altro è stato detto del camminare dobbiamo farlo, ma se abbiamo un po' di dolore al piede siamo meno portati a farlo. E allora perché non usare qualcosina, uno strumento, un'ortesi si chiama, che ci permette di camminare senza dolore? In particolare parliamo a quel quasi l'1% di persone che hanno l'artrite reumatoide. Io ho diversi anziani che hanno problemi ai ginocchi, non si curano perché purtroppo quando arrivano al banco alimentare sono molto depressi, però noi ci parliamo, cerchiamo di capire anche il soggetto, cercare di stare un po' vicino. E molte volte sento, ho problemi, perché io dico, ma fai qualche passeggiata, esci, cammini. Sì, ma ho il ginocchio che mi dà problemi, poi ho un piede che va da una parte e uno dall'altra e allora ho male. Ecco, questi sono disturbi normali o sono disturbi dovuti proprio perché non si fa più movimento? È tutto collegato, ma intanto cominciamo a dire, tutti, io per primo, abuso, ho appena mangiato una frittella, confesso, col caffè. E insomma sarebbe stato meglio non farla, ma se mettiamo 100 calorie in più, buona norma dobbiamo consumare 100 calorie, altrimenti questo va in accumulo. Quindi è obbligatorio, e parlo da senior, è obbligatorio fare attività fisica, è la prima medicina per il cardiovascolare e diabete in primis. Ma lei mi ha fatto una domanda, ginocchia. Molto spesso quando io vado, anzi quasi sempre, quando vado in sovrappeso, cosa succede? Il piede tende a crollare, uno lo chiama piede piatto, ma diciamo iperpronazione, il piede tende a crollare l'interno. Andando verso l'interno, la parte interna delle ginocchia, i condili mediali, vanno in stress e di conseguenza si infiammano, soprattutto quando faccio le scale o quando vado a fare le passeggiate in discesa.
A questo punto o mi faccio un plantare su misura nei casi più gravi presso le ortopedie specializzate, o come avete visto prima che parlavano di questi plantari, questi cuni, questi wedge sono strumenti che permettono di stabilizzare il corpo, impedire l'eccesso di pronazione e quindi permettere di camminare in maniera più corretta, evitando appunto questi sovraccarichi sui condili mediali delle ginocchia. Poi la base del dove appoggio le dita, io ho male perché poi magari ho metatarsalgia, ho un alluce valgo, oltre il 60% delle donne che hanno più di 50 anni hanno un po' di alluce valgo. L'alluce valgo provoca delle piccole medie, i calli, i calletti, i dolorini. Ecco, se noi abbiamo un inserto che almeno questo plantare di protettivo, senza andare su misura che nei casi più importanti, plantare protettivo a un costo anche limitato, 50-60 euro, io lo metto e quando, come dice il mio maestro il professor Giannini, quando io faccio attività, se vado a cena fuori, non io, lei usa il tacco 12, ma quando va a fare la spesa, va a farsi la passeggiata, toglie dalle scarpe da ginnastica quella solettina che c'è dentro e mette un plantare protettivo, ne avrà sicuramente beneficio. Avete capito a casa? Avete ascoltato bene? Guardate che ha detto delle cose importanti il professore che abbiamo burato questa mattina. Allora, dottor Ponchio, però la mia domanda è anche questa. Lo sport è in Costituzione, ma lo sport è nelle scuole, molto importante l'attività fisica, lei era anche insegnante, ma si riesce a capire l'importanza, come dice il dottor Burato, che si deve iniziare da piccoli per poi stare bene da grandi e da adulti, e l'attività fisica è fondamentale? Prego. Io ho cominciato a insegnare addirittura in ottobre 68, quindi pensa un po'. E già allora, io giovane insegnante di educazione fisica, uscito dall'ISEF carico e motivato, con la voglia di costruire attraverso l'educazione fisica scolastica anche dei cittadini migliori, tutti i bei sogni di gioventù, infranti al liceo classico, ho cominciato di fronte al Greco. Ma detto questo, che è una battuta ma non tanto, perché la dignità alla materia la si conquistava con le unghie e con i denti e attraverso le capacità personali. E io mi sono sempre difeso benino, anche da giovane, ma già allora si parlava di educazione fisica, poi motoria, poi motricità, attività di base, di avviamento, psicomotoria, nelle elementari. 68. Non ci siamo ancora. Questo è il gap, questa è la situazione dell'Italia, scandalosa. Chi di dovere doveva 10, 20, 30, 40 anni fa provvedere, perché la cultura del movimento la si fa da piccoli, con l'avviamento, l'istruzione, la pratica, anche bastano le 2 ore settimanali per iniziare un ciclo di sensibilizzazione sulla motricità. Non ci siamo ancora, qualcuno ha sbandierato, qualche 2 o 3 anni fa, abbiamo messo l'attività motoria nelle scuole elementari. No, scusate, non tutte le scuole, solo la quinta. No, scusate, alcuni plessi della quinta. Siamo a questo livello, quindi siamo analfabeti motori nella scuola. Questo è il grande problema, che poi lo risolve chi? Lo risolve il mondo dello sport, perché alla fine le famiglie portano i ragazzi a fare sport. Per fortuna quasi tutti i ragazzi toccano lo sport, poi qualcuno purtroppo lo lascia, ma tutti lo toccano e lo lasciano per svariati motivi, alcuni anche per demerito, alcuni problemi interni al mondo dello sport, perché l'avviamento allo sport deve essere molto attento,
e rispettoso, e alcuni ragazzi e ragazze vengono magari presi in contropiede nei primi accessi allo sport e lasciano, ma detto questo lo si supera, perché poi l'Italia alla fine con i giovani, diciamo dai 6-8 anni in su, ha un livello di pratica sportiva interessante, ma la pratica sportiva non va confusa con l'educazione motoria, che è la premessa alla pratica sportiva e farebbe arrivare alla pratica sportiva dei ragazzi già con un minimo di training e sarebbe meglio per tutti, anche per la società tutta. E quindi dobbiamo recuperare. Bisogna lavorare. Allora andiamo a sentire anche la storia di Anna Maria. Mi chiamo Anna Maria, ho 79 anni, quasi 80. E il dolore l'ho cominciato a avere verso i 45 anni e si è manifestato ai piedi per prima cosa. E non riuscivo più a camminare, è una cosa tremenda proprio, mi devono portare sulle braccia. Dopodiché sono andata da uno specialista e questo specialista mi ha detto che avevo l'artrite reumatoide, che è una cosa che avrei avuto per tutta la vita. In genere con l'artrite reumatoide non si fanno delle vite irregolari, si fanno delle vite tristi, nel senso che c'è gente che si siede in una poltrona e non si alza più. Quando cammino proprio faccio fatica a appoggiare il piede. Il problema grosso dei piedi è sotto, faccio fatica a camminare, e sopra, perché se non ho delle scarpe più che morbide, la nocca che viene fuori sfrega contro la tomaia e mi fa un male tremendo, quindi vedo le stelle. Ma quando ho provato le scarpe Podartis ho detto finalmente ho trovato le scarpe che cercavo. Segue la deformazione del piede, quindi non spinge, è morbida. E poi il plantare, perché il plantare non mi fa sentire dolore sotto la pianta del piede. Mi sento normale e quindi cammino normalmente. Queste scarpe posso metterle al mattino e toglierle alla sera, cosa che non mi era mai capitato, perché praticamente le altre scarpe appena arrivavo a casa il primo pensiero era togliermi le scarpe e mettermi un paio di ciabatte, e questo invece posso tenerle tutta la giornata. Guardi, sono a posto per tutta la vita, ho trovato finalmente la soluzione. Allora, perché questo messaggio? Perché io spero a casa che quei diversamente giovani, adesso speriamo che arrivi anche la bella stagione, diventino meno pigri, si rivolgono a chi di doveri, uscite, camminate. Guardate che è importantissimo quello che ha detto il dottor Burato questa mattina, ma quello che ha detto anche il dottor Gerosa, ma anche quello che ha detto il dottor Rossi ieri mattina, geriatra. Ecco, il movimento è fondamentale. Dottor Burato, come commentiamo? Come farli diventare meno pigri? Perché l'ho invitata anche per questo, per far capire se hai problemi, rivolgiti a chi di doveri, non chiuderti in casa. Ma purtroppo ascoltiamo poco queste persone fragili, anzi direi quasi niente. Prego.
lavorando abbastanza con gli amici specialisti di Venezia, ho qualche dato. Una persona normalmente scende, che abita in un condominio, 6 volte e mezza al giorno. Quando si hai male ai piedi, vedi la nostra amica con l'artrite reumatoide, ma non solo, invece di 6 cominci 5, 4, 2 volte al giorno, e quindi limiti anche le relazioni sociali, quindi che fanno parte della nostra vita, perché se io lavoro e sono 8-10 ore al giorno in ufficio, sono ovviamente costretto a interfacciarmi, ma se sono in pensione, quindi ho ridotto, per me andare a fare la spesa, andare a prendermi il caffè o la frittella, come ho fatto io prima, al bar, sono socializzazioni fondamentali. Non sempre ho mia figlia o i miei nipoti che mi vengono a trovare. Quindi un invito caldissimo, e io ripeto, sto spendendo abbastanza tempo con questo gruppo di amici e anche con il Sinfer, anche con i fisiatri, di promuovere questa cosa, perché più ci muoviamo, più stiamo meglio sia di corpo ma anche di mente. Se noi andiamo a toccare i meccanismi delle malattie autoimmuni, più uno si richiude in se stesso, più può avere dei problemi. Il discorso, ma oggi anche con spese limitate, una scarpa, qui parlavano di una scarpa, un sandalo, quel sandalo automodellante, ma toglie il dolore perché annulla l'effetto pistone. Quando io ho delle dita a martello, ho delle dita a griffa, faccio vedere un piede con delle dita un po' a martello, eccole qua, che sono comuni, e questo. A ogni passo questo dito viene spinto dalla tomaia della scarpa inadatta, viene spinto in basso, e quindi qui sopra avrò infiammazioni, callosità, dolore, i famosi, e sotto avrò un problema dove ci sono i segni rossi delle ipercheratosi e delle callosità e del dolore. Con una spesa, senza andare a un plantare su misura, un plantare da mettere nelle mie scarpe da ginnastica normale, o prendendo delle scarpe che sono sul mercato, ma con dei costi assolutamente accessibili per chiunque. Queste scarpe sono biomeccaniche, cioè aiutano a rotolare il passo, e sono automodellanti. La cosa importante è la tomaia. Una scarpa con la tomaia automodellante che alloggia le deformità permette di camminare senza dolore. Cioè non è banale per me, ma dobbiamo farlo. Quindi spendendo dalle 103, un sandalo sotto le 100, per una scarpa dalle 130 ai 180 euro, una persona, come una buona scarpa normale, può permettersi di camminare senza dolore. Avete capito cosa dovete fare? Le scarpe sono fondamentali perché i piedi sono fondamentali, e se camminate bene sta bene tutto il corpo. Allora grazie veramente dottor Burato per queste spiegazioni importanti per le persone a casa, ma soprattutto adesso mi rivolgo al presidente Ponchio. Oggi giornata incredibilmente importante, si sta discutendo con il zio per questa pista da bob, si farà, non si farà, ma per altre anche importanti iniziative. Ecco, non so, siamo nel Veneto, non siamo a Roma, non siamo nel Lazio, c'è un'altra area. Che area tira qua nel Veneto rispetto a quella del Lazio, presidente Ponchio? Ma l'area del Veneto è molto buona soprattutto perché il Veneto è terra concreta, terra in cui si parla poco, si lavora molto, forse a volte sbagliando, perché bisogna lavorare molto ma anche far sapere che si lavora molto e bene. Oggi c'è riunione del COL, comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano, con il CIO, tema pista di bob, che a noi dello sport di base interessa, sì, ci piacerebbe che si facesse a Cortina le Olimpiadi, perché altrimenti un po' alla volta rimane che a Cortina e quindi nel Veneto
resta poco delle Olimpiadi, restano le Paralimpiadi che sono sacre e sono intangibili e che fanno attività meritoria di premio Nobel per la pace, per il sociale, per tutto quello che volete, ma le Olimpiadi vere sono le altre. Se spostano tutto fuori dal Veneto non siamo contenti, anche se non è il mio livello di competenza, perché come CONI regionale per le Olimpiadi noi siamo coinvolti sui discorsi delle barriere architettoniche e giovedì sono a Cortina per questo tema che è importante, e per la parte educational, come la chiamano loro, per la promozione della cultura olimpica e dei valori olimpici nelle scuole. Abbiamo due importanti progetti che decliniamo in tutte le scuole medie e superiori nel Veneto, in tutte quelle che sono disponibili. Si parlerà della pista e vediamo se va avanti, accettiamo ben volentieri che si facciano anche la parte di bob eccetera, skeleton e slittino nel Veneto, ma collateralmente il mio presidente nazionale Giovanni Malagò con il governatore parleranno anche di un'altra cosa che a me sta molto cara. Al Veneto e al CONI Veneto come organizzatore è stato assegnato il trofeo CONI 2024, che sono i nuovi giochi della gioventù, che sono 44 attività sportive per rappresentative regionali, 23 regioni, perché ci sono anche quelle dell'America e quelle estere, che faranno 44 campionati italiani per regioni di tutti gli sport. L'abbiamo noi, le sedi dovrebbero essere o le spiagge Jesolo, Caorle, Bibione o più probabilmente il Basso Garda, Peschiera e dintorni. Ci manca una piccola cosa, abbiamo già tutto, la logistica, gli impianti, un po' di budget. Se si mettono d'accordo il governatore e il mio presidente nazionale faremo questa grande kermesse, 5.000 ragazzi, 1.000 accompagnatori, 3 giorni di sane competizioni under 14 per rappresentative regionali attorno a metà settembre, e io ci spero nella pista, ma spero molto di più su questo. Ecco, avete capito qual è l'importanza per il Presidente Ponchio, ecco, questi giochi della gioventù per coinvolgere sempre di più si chiama ragazzi. Trofeo CONI adesso, ma insomma... Trofeo CONI, ma quello Trofeo delle regioni, perdono. Trofeo delle regioni, fatalità sempre, vabbè. Comunque giochi della gioventù, per essere più semplici. Cosa ne pensa Burato di quello che ha spiegato veramente l'importanza di attenzionare questi ragazzi, il mondo della scuola? Proprio mi sembra però che la politica ci metta sempre un piccolo zampino, ci metta proprio un'orma potente sempre sopra, perché alla fine sono le poltrone politiche quelle che interessano, il grande business più che la salute e lo sport nel vero senso della parola. Cosa dice dottor Burato? Allora, ancora una volta mi trovo allineato totalmente col dottor Ponchio. Ho condiviso la formazione e se noi andiamo indietro, lui diceva del greco, del latino, i nostri avi parlavano di mente sana in corpore sano, mens sana in corpore sano, e quindi bisogna partire dal creare questa cultura del movimento, che poi, se il corpo, ricordiamoci una cosa, memorizza tutto. Quindi questo è una cosa, un messaggio che vorrei che passasse. Un mio prof inglese mi ha spiegato tanti anni fa proprio la genesi di questo. Il corpo progressivamente, le nostre cellule memorizzano quello che abbiamo fatto. Se noi da giovani abbiamo investito sul nostro corpo, e ecco il discorso del dottor Ponchio, quindi di dare una cultura al movimento, ce lo portiamo come vantaggio nel metabolismo accelerato da adulti, e quindi non è più un metabolismo lento. Questo è fondamentale. Quindi condivido, ma vorrei anche un messaggio. Veloce però, dottore, per Burato, e siamo in chiusura. L'ultimo messaggio è questo. Per favore, anche noi genitori, non pensiamo solo ai politici, noi genitori dobbiamo fare di più per i nostri figli, per portarli su questa strada. Questo è
quello che è fondamentale. Grazie veramente al dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica, avete sentito i consigli che ha dato, a tutto c'è rimedio, ormai abbiamo tra scienza, ricerca e tecnologia, abbiamo fatto passi da gigante veramente, siamo dei geni nel vero senso della parola, però poi speriamo che qualcuno ascolti questi geni e non li lasci andare all'estero, questo lo dico io. Allora, dottor Ponchio, come ci saluta e che appello vuole fare? Ma l'appello è che è un messaggio ai genitori che mandino i ragazzi con fiducia a fare sport, perché il nostro mondo oramai è molto pronto ad accoglierli bene. Noi abbiamo le scuole regionali dello sport che formano i tecnici di base e hanno un training formativo dal punto di vista tecnico, metodologico, psicopedagogico molto alto, per cui sono in grado di quasi sempre, con le relative eccezioni, perché un monumento va fatto anche ai genitori, ma i genitori a volte, come sapete bene, spingono troppo, bisogna aspettare i tempi, come hanno fatto i genitori di Sinner, aspettare i tempi e dare modo che l'attività sportiva faccia crescere bene i loro ragazzi, che li mandino con fiducia a fare sport, perché diventeranno forse campioni, ma sicuramente cittadini migliori. Se avessi di fronte il presidente Malagò e il presidente Zaia, cosa chiederebbe in questo momento presidente Ponchio? Ma potrei fare la battuta che facessero il terzo mandato tutte e due, perché sono bravi tutte e due, ma questa è una battuta. Chiederei più specificamente che tutte e due pensassero di più alla pratica di base. Le medaglie sono lo specchietto per le allodole e vanno bene, vanno benissimo. La base è la base. Vertice e base sono importanti uguali, perché il vertice, i campioni, Sinner porterà migliaia di ragazzi a fare sport e tennis in particolare. Quei migliaia di ragazzi sono la base che poi esprimeranno il nuovo Sinner, quindi sono collegate e vanno tutelate tutte e due. Il vertice ci pensano in tanti, alla base ci devono pensare le istituzioni. E alla scuola, Presidente, cosa chiederebbe? La scuola deve pensarci lo Stato, deve pensarci lo Stato. È ora di smettere di dichiarare che si fa attività motoria, sportiva, psicopedagogica, quello che volete, educazione fisica nella scuola elementare, primaria come si chiama adesso. È ora di cominciare dalla prima alla quinta, è ora, bastano poche centinaia di milioni di euro, che sono tanti, ma con 300 milioni di euro, e se ne spendono tanti, si fa dalla prima alla quinta in tutta Italia. Avete capito l'appello del presidente Dino Ponchio, che di queste cose se ne intende, lui ha fatto la gavetta, è partito da insegnante, sa di cosa parliamo e sa veramente che il problema che c'è nelle scuole, abbiamo un'obesità infantile che sta preoccupando i pediatri, perciò veramente qualcuno ci deve pensare, questo qualcuno è la politica, perché nella stanza dei bottoni ci sono loro e non noi. Grazie a Dino Ponchio, presidente CONI Veneto, grazie al dottor Camillo Burato, esperto in biomeccanica, grazie tante anche a voi, ciao, domani mattina alla posta di Mirella.
sulla Perusa del Salvo.